Buonasera a tutti. Innanzitutto porto i saluti anche per conto di Antonella Magaraggia, la Presidente, che purtroppo oggi aveva 38 di febbre fino a mezz'ora fa e mi ha chiesto se potevo indegnamente sostituirla quest'oggi. Per me è un grande onore, un grande piacere, perché mi permette ancora una volta di esternare l'importanza e la validità di Ateneo Veneto per la nostra città. Ateneo Veneto io l'ho sempre considerato una parabola, come una grande parabola che raccoglie le notizie, il sapere, la conoscenza, un po' il tutto della nostra città e di non solo. La nostra città, io da veneziano di Cannareggio la considero al centro del mondo, e a Venezia ha mille ricchezze, mille iniziative, mille cose che alle volte non vengono nemmeno sufficientemente conosciute, e questa, come altre occasioni che alle volte anche Ateneo riesce ad evidenziare, permettono di far vedere che, come si accennava prima assieme ai relatori che dopo mi seguiranno, permettono di far capire come Venezia non sia davvero solo maschere, ma sia molto, ma molto di più. Venezia ha permesso al mondo di espandersi e si espande nel mondo, anche grazie alle persone che oggi ci illustreranno le loro esperienze. E tra l'altro ho anche il piacere, la sensazione di presentare un incontro che riguarda il ghiaccio. Perché il ghiaccio, come è già stato detto, è una biblioteca, perché permette davvero di poter esaminare, vedere con i carotaggi o quant'altro quello che è accaduto prima. Ed è un po' anche quello che desidera fare Ateneo, cioè mantenere e conservare il sapere, le conoscenze che i nostri antenati, i nostri nonni, i nostri bisnonni ci hanno presentato. Ateneo Veneto, scusate, non voglio che sia una sponsorizzazione di Ateneo Veneto, ma ad esempio vi consiglio di un giorno venire a vedere la biblioteca che c'è qua sopra e che incombe sui nostri soffitti, sulle nostre pareti. Ci sono dei libri, io alle volte, che sono un profano, sono un modestissimo avvocato, io mi perdo dentro a libri di medicina antica che da tutto il mondo vengono a vedere. Venezia e Ateneo, ad esempio, adesso ha promosso, e mi permetto di illustrarle e di ricordarle in questa occasione, una borsa di studio per degli studenti che vengono da tutto il mondo per fotografare e studiare delle miniature di libri di medicina che solo Ateneo Veneto possiede. Abbiamo delle ricchezze che sono appunto i libri, che sono il ghiaccio, che sono le esperienze, che andrebbero pubblicate, manifestate in tutte le occasioni possibili. Io non voglio rubare altro tempo e lascio ai relatori il tempo per i loro interventi. E lascio la parola all'assessore per un saluto, credo. Prego. Grazie. Grazie Avvocato, buonasera a tutti. Sicuramente sapete che questa non è una giornata felice per la città, comunque sia, io sono qua e vi porto i saluti del sindaco. Sono stata invitata a una cosa che mi piace tanto, nel senso mi ricorda i vecchi tempi da studiosa, perché io sono laureata in storia, ma vengo da geografia fisica, quindi per me è stata musica per le mie orecchie sentire che il ghiaccio è un testimone fondamentale dei cambiamenti climatici. Lo sappiamo, come lo sono anche in termini più brevi, che non sono geologici, ma sono tempi normali, gli alberi. E concordo pienamente con quello che ha detto l'avvocato. Venezia non è solo turismo,
ma è anche un centro di studi importante. Non a caso, come si diceva prima, è la sede del CNR ISP, Istituto Studi Polari. Dici, cosa ci fa a Venezia l'Istituto Studi Polari? No, perché è la prima domanda che uno potrebbe farsi. Ci fa perché questa città è, anche ad esempio, noi abbiamo la sede importante come comune del Centro Maree, che è un centro dove si registrano dati che sono fondamentali per le previsioni di tutto l'Alto Adriatico e non solo. Difatti abbiamo convenzioni un po' con tutti, ne stiamo facendo con tutti, li approviamo in giunta comunale perché è importante il flusso delle informazioni, perché tutto non si può fare, però riuscire a creare delle banche dati importanti e confrontarsi su questi dati scientifici lo è. Allora, mi sono fatta la domanda venendo qua, no? Antartide e Venezia, vabbè, sede dell'Istituto Studi Polari, e poi ho ragionato, ho detto, beh, poi ho visto una serie di nomi che sono i relatori di questa serata, che voglio dire, sono veneziani, vabbè, che dopo non si offenda chi che siete buranchi, che siete da un'altra parte, ve lo dico, perché qua bisogna stare attenti, però la città è sempre stata, questo lo posso dire da storica, è sempre stata particolarmente attenta all'ambiente. Stamattina ero a una conferenza al Lectio Initialis dell'Università di Diritto Canonico. Direte, ma cosa c'entra il diritto canonico con l'Antartide? C'è un nesso, perché i veneziani, come c'era scritto la partecipazione, si parlava di partecipazione, il veneziano vive perché ha sempre saputo trovare l'equilibrio, è quell'equilibrio di cui si parlava questa mattina, dell'equilibrio fra uomo e ambiente. Non a caso storicamente siamo stati degli antesiniani in determinati interventi per salvaguardare la nostra laguna, perché le lagune sono destinate, se non con l'intervento dell'uomo, a essere interrate. Adesso viviamo un tempo diverso in cui ci sono quei cambiamenti climatici che una volta si svolgevano in millenni, adesso si svolgono con una rapidità incredibile. Ecco, forse dall'esperienza anche di chi è andato fuori per studiare ambienti estremi, perché l'Antartide non è sicuramente dietro l'angolo, ma è un ambiente estremo, che però ha custodito e custodisce da milioni di anni qualcosa che ci può essere utile adesso. Ecco, sta anche nell'indole del veneziano, del Veneto, la allargo perché sennò ci offendiamo tutti, di andare e cercare, di andare e capire. La conferenza di oggi è esattamente questo. La domanda è: cosa c'entra l'Antartide con Venezia? Ecco, io credo che oggi avremo una risposta da insigni studiosi che hanno dato e daranno un contributo a quello che è lo studio dei cambiamenti climatici partendo da Venezia. Quindi vi ringrazio veramente tutti di cuore. Grazie, funziona, sì. Allora, grazie Assessora per il suo intervento che ci fa veramente molto piacere, specialmente tenendo conto che lei ha anche avuto un'esperienza di tipo scientifico. Io prima di cominciare effettivamente questa conferenza, questo convegno, volevo spendere veramente 2 parole solo per dire come era nata l'idea, insomma, perché è un po' strana sta cosa. Ed è nata, come succede molto spesso, attorno a un tavolo da pranzo, no? Dove ho conosciuto Marco Vecchiato, un ricercatore adesso che afferisce all'Università Ca' Foscari e che stava partendo per l'Antartide, lasciando moglie e figli a casa per mesi. E quindi poi, quando è tornato, ha detto: ma insomma, io 20 anni fa
ho lavorato al Piano Nazionale Ricerche in Antartide costruendo probabilmente uno dei primi robot autonomi del mondo. E sti ragazzi sono andati lì a fare ricerche personalmente. Perché non ci inventiamo qualcosa che riguardi Venezia e l'Antartide? Allora, ho parlato con la Antonella Magaraggia e ho trovato una disponibilità immediata. Veramente non pensavo che l'Ateneo potesse interessarsi in quello, ma insomma invece poi ho verificato che è proprio così. E diciamo che in realtà sta cosa mi ha fatto molto piacere, perché questa città in realtà non è fatta soltanto, come moltissimi pensano, di turismo, è fatta da realtà veramente straordinarie, no? Veramente straordinarie. Io adesso devo purtroppo ricordare ancora episodi personali, ma qualche anno fa, quando c'è stato l'atterraggio sulla cometa, ho dovuto scrivere io al Gazzettino per dirgli: guarda che il robot che ha perforato quella cometa è stato progettato in Campo Sant'Angelo, realizzato in una officina di Mogliano e testato all'Università di Padova. E allora il giorno dopo è uscito l'articolo. Non lo sapeva nessuno. E quindi spero che queste conferenze, come altre che organizziamo come Atena, insieme al Propeller, insieme ad altri l'Ordine Ingegneri, serva anche a questo, serva a diffondere informazione, che è un po' quello che tutte le associazioni come Atena Veneto, senza scopo di lucro, ha, cioè diffondere informazione, diffondere cultura. Ecco, quindi questa era un po' due parole giusto per spiegare come è nata una conferenza che potrebbe apparire un po' strana, ecco. E, niente, adesso due ringraziamenti, prima di tutto all'Istituto Veneto, nella sua presidente, l'avvocato Bragadin che l'ha sostituita, per averci per aver organizzato insieme a noi questa conferenza. All'Ordine degli Ingegneri, naturalmente, a tutti gli amici di Atena Veneto e del Propeller Club, se ci sono, e naturalmente un ringraziamento particolare va ai relatori. Una delle cose che non ho detto è stato che quando abbiamo ideato questa conferenza, quindi robe scientifiche, robe tecnologiche, mia moglie se ne è uscita dicendo: guarda che effettivamente cioè non ci sono soltanto ricercatori ingegneri che lavorano in Antartide, per stare in quei posti estremi c'è bisogno di una grandissima quantità di gente, sicuramente dei medici. E così allora mi sono messo alla ricerca ed è stata con grandissima sorpresa che ho scoperto che il dottor Ezio Elvio Lazzarini, che è stato per ben 2 volte 2 stati polari lì giù, come unico medico, era chirurgo presso l'ospedale Cittadella. E quindi diciamo che abbiamo chiuso il quadro veneto in questa maniera. Ecco. Va bene, e io adesso darei, per non perdere altro tempo, darei il via alla conferenza introducendo il primo relatore, che è il dottor Marco Vecchiato, che è un ricercatore oggi afferente al Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università Ca' Foscari, il quale, come vedete dalla locandina, ci parlerà di 30 anni di ricerca veneziana in Antartide, ma in particolare dei risultati delle ultime ricerche che ha condotto lui stesso in Antartide. Prego. Grazie Walter, grazie a tutti soprattutto per essere qui ad ascoltare questa presentazione. Ringrazio l'Ateneo Veneto per questa straordinaria possibilità, questa cornice meravigliosa. Walter, che è stato un motore fondamentale per organizzare questa serata, e anche gli altri relatori, soprattutto la collega Elena Barbaro, che mi ha dato la disponibilità per questa sera. Allora, per
pensando a come fare questa presentazione, inizialmente avevo un'idea di mostrare alcune cose che sicuramente sono poche conosciute. Vediamo se forse era già aperta, un attimo, eccola qua. Ovvero che Venezia scusate, ok, perfetto, è stato un hub di ricerca polare. L'idea era quindi di mostrare come in questi anni Tizio abbia fatto questo, Caio abbia fatto l'altro, e invece no, perché altrimenti voi andavate a casa questa sera dicendo ah ma quanto bravi sono, ok? E invece vorrei mostrarvi un po' di altre questioni, altri problemi che forse sono un po' più importanti di quello che è avvenuto nel passato. Guardiamo un po', teniamo lo sguardo rivolto al futuro. Allora, perché studiare l'Antartide? Innanzitutto è un continente isolato, il 98% è completamente coperto dal ghiaccio. Forse la parte più interessante sono proprio quel 2% di territorio costiero che è libero dal ghiaccio, che è dove si concentra la vita. Contiene l'80% dell'acqua dolce del pianeta, uno spessore di medio di 2 km, ma arriviamo quasi a 5 km di spessore. Ovviamente il luogo più freddo. Di chi è l'Antartide? L'Antartide non è di nessuno, o meglio è di tutti. Ci sono delle rivendicazioni territoriali che sono state bloccate con il Trattato Antartico nel 1959. I diversi paesi afferenti corrispondenti ai primi esploratori o quelli che sono prospicienti all'Antartide per il momento hanno appunto bloccato le loro rivendicazioni territoriali. È stato già rinnovato dopo 50 anni, quindi il trattato durerà altri 50 anni, non sappiamo nel 2059 cosa possa accadere, vediamo se verrà rinnovato ulteriormente. Uno dei motivi più, permettetemi, banali per cui è interessante studiare l'Antartide qui da Venezia è che l'eventuale fusione del ghiaccio antartico porterebbe un innalzamento del livello del mare a seconda delle stime, di circa 70 metri. 70 metri vuol dire che se si fondesse tutto, ovviamente ci vorrebbero migliaia di anni anche solo per fondere, non sciogliersi. Però verrebbe completamente sommersa non solo Venezia, tutta la pianura padana, l'intera costa est degli Stati Uniti, larghe parti della Cina, tutto il Bangladesh, che è uno dei paesi più popolosi del mondo. Ci troveremo sicuramente l'intero bacino delle Amazzoni, insomma, ci troveremo in un mondo diverso. Quindi questo è un ipotetico futuro molto lontano, però il presente ci dice ci pone degli allarmi. Allora, nel 2020 sono stati registrati nella penisola antartica, presso la base argentina, 18 gradi. 18 gradi, e in stesso anno, in quei giorni, sono stati registrati circa 20 gradi alla stazione brasiliana, però il dato non è stato validato, quindi non è ufficiale. Ma so che può sembrare strano, ma soprattutto c'è stata un'ondata di calore a marzo del 2022 a Concordia. Allora, Concordia è nel centro dell'Antartide. È stato registrato il picco di temperatura massima di, permettetemi, soli meno 9 gradi,4. La temperatura che ci si aspettava per quel periodo era di meno 54, quindi siamo 45 gradi di differenza. Immaginatevi voi se vi trovaste in un qualsiasi periodo dell'anno, in un certo giorno, con 45 gradi di più di quelle che dovreste avere. Questa è una foto questo è un grafico dell'andamento del ghiaccio marino della scorsa settimana. È stato raggiunto il picco per il 2023.
Preciso, il ghiaccio marino non contribuisce all'innalzamento del livello marino, proprio perché è sempre già acqua salata che prima ghiaccia e dopo fonde, però indica chiaramente come nel 2023 stiamo andando verso un disequilibrio, prima si parlava di equilibrio, un disequilibrio totale del sistema. Parto da un po' di storia. Allora, lasciando perdere i primi esploratori, in realtà c'è stato qualche primo italiano che tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento era al seguito dei primi esploratori delle diversi inglesi o quant'altro come marinaio o come guida alpina. Qualcuno era già presente, ma l'Italia ha cominciato ad essere presente in Antartide all'inizio tra gli anni 60 e 70, sia con esperienze di tipo di ricerca, ma anche con alpinisti tipo Ardito Desio. Comincia a essere realmente presente nel continente nel 1985, prima nel 1981 è stato definito il Programma Nazionale di Ricerca in Antartide. Nel 1985 è iniziata la costruzione della stazione di Baia Terranova, che poi negli anni seguenti sarà intitolata a Mario Zucchelli, lo storico capo spedizione. Quindi 1985 costruzione, nel 1986 la costruzione è proseguita, c'è stato qualche primo studio scientifico, qualche prospezione geologica. Il vero inizio dell'attività scientifica è stato quindi nell'87 e Ca' Foscari era presente. Ca' Foscari era presente nella persona del professor Giuseppe Scarponi, all'epoca docente di Ca' Foscari e fin da allora poi diciamo questa presenza veneziana è sicuramente proseguita. Faccio solo un breve appunto ora e di seguito. Tutte le foto che mostrerò, anche se magari le ho scattate io, sono comunque copyright del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, sia quelle mie che dei colleghi. Proseguo un po' con un momento a Marcord. Innanzitutto, la foto che vedete è della partecipazione alla nostra prima campagna antartica ormai 12 anni fa, quindi in un certo senso anche noi rappresentiamo ormai un terzo di questa presenza veneziana in Antartide. Sicuramente uno degli aspetti, il motore iniziale è stato il professor Paolo Cescon, di chimica analitica di Ca' Foscari, che ha condotto un gruppo di ricerca mista, Università e CNR, con l'Istituto di Dinamica dei Processi Ambientali, che poi ha costituito il nucleo di fondazione di quello che è diventato poi, a partire dal 1 giugno 2019, l'Istituto di Scienze Polari. L'Istituto di Scienze Polari che ha la sede principale qui a Mestre, al campus scientifico, per il quale sono stati e che diciamo raccoglie tutte le esperienze d'Italia che si focalizzano all'interno del CNR sullo studio ambientale. Ora, le attività che in questi 30 anni, anzi di più, le attività scientifiche che sono state svolte sono tantissime, è impossibile raccogliere qui questa sera. Vado quindi direttamente a focalizzarmi su magari uno dei progetti più importanti che stiamo seguendo in questo momento. Vediamo se... Ok, l'obiettivo è quello di andare a raccogliere il ghiaccio più antico che è presente in Antartide, il ghiaccio più antico che si può raccogliere. You're surrounded by snow and 1,5 milioni di anni. It's cold and the wind is strong. We are in Antarctica, at the extreme south of the Earth, for the Beyond Epica project. We need weeks to finally reach the precise starting location for our journey. It's Dome C, also called Concordia, the Italian-French scientific station which gives us logistical support for this adventure.
Just 35 kilometers away, there is a smaller place, Little Dome Sea, where the ice is 2.7 kilometers Lascio thick. parlare. There are just a few tents and containers. No more than 15 glaciologists and technicians live here for a few months during the Antarctic summer. But here is where we want to be to reach an unprecedented record. With an innovative drill, the International Beyond Epica team will work until 2026 to retrieve an ice core covering the entire 2.7 kilometers of depth of the Antarctic ice sheet. With the previous project, Epica, we reached ice from 800,000 years ago. But now we want to go beyond that. Our goal is to reach ice from 1.5 million years ago. The ice core information will be crucial for our studies. The hydrogen and oxygen isotopes contained in the water give information about the temperatures reached in the past. Bubbles of air provide information about greenhouse gases, as they contain a unique record of the Earth's ancient atmosphere. What we want to discover with Beyond Epica is why the cyclicity of warm and cold periods changed during a time frame approximately between 1.2 million and 800,000 years ago. Adding knowledge and raising awareness of climate change and environmental issues is now a priority. Reconstructing the climate of the past will help us to know more about our present and will improve our predictions of future climate. L'obiettivo è quindi quello di riuscire a capire finalmente alcune caratteristiche fondamentali del funzionamento del clima a livello globale e prosegue sotto la guida del nostro direttore Carlo Barbante che per appunto riuscire finalmente a rispondere a queste domande. Ora, a parte, aggiungo una foto di un'attività di team building. Nessuno riesce a condurre una ricerca, nessuna attività da solo. Qui, tra l'altro, siamo ritratti forse metà dell'intero gruppo. Siamo circa 40-50 persone tra università e CNR che collaborano, è solo attraverso la condivisione e l'osmosi di strumentazione, idee, risorse che si riescono a portare avanti e ottenere i risultati migliori. Vado brevemente adesso, un po', anzi lungamente, a descrivermi quella che è stata la mia esperienza in Antartide. Ho partecipato a 3 spedizioni, sempre presso la stazione Mare Zucchelli, che si trova sulla costa di fronte al mare di Ross. Innanzitutto bisogna dire che noi partiamo, per arrivare in Antartide prima di tutto bisogna andare all'altro capo del mondo, cioè bisogna arrivare prima in Nuova Zelanda, dal quale poi l'aeronautica militare mette a disposizione un C-130 che a inizio stagione viene fatto atterrare sul ghiaccio marino di circa 2 metri che riesce a mantenere il peso di un aereo, questo per poche settimane, anche se l'anno scorso per motivi climatici e anzi per motivi meteorologici non hanno avuto grossi problemi. Tenete conto che poi dove l'aereo atterra, qui vedete un pezzo della pista, nel giro di qualche settimana diventa mare aperto. Infatti l'Italia ha a disposizione una nave rompighiaccio che viene utilizzata sia per portare tutti i rifornimenti in base, ma anche per poi riportare a casa i campioni e i ricercatori, attraversando mare forza 10, ma in qualche modo ce la si fa.
Rispondo subito alla domanda che tutti mi fanno: quanto freddo fa? Allora, l'Antartide è un continente, quindi è estremamente variegato. In poche giornate centrali dell'estate, nelle aree costiere, si riesce anche, perlomeno nella regione in cui si trova Mare Zucchelli, si riesce anche a superare di qualche grado lo zero. Qui ad esempio erano 3 gradi. Normalmente conviene vestirsi un po' di più, con circa 10 gradi sotto lo zero sulla costa, anche durante l'estate, e le temperature ovviamente durante l'inverno scendono molto di più, ma quello che fa la differenza poi sono i venti. Qui in questo caso mi trovavo sul plateau, nel sito di Talos Dome, dove erano solo meno 30 rispetto a quello che poi vi racconterà Elvio. La differenza è che c'erano circa 15 nodi di vento, quindi vento a 27 km orari, e quindi la temperatura percepita era di meno 46 e soprattutto portava a risollevare completamente la neve dal suolo, e quindi le condizioni erano abbastanza disagevoli. Vale la pena tutto questo? Sì che vale la pena, perché come dicevamo prima, l'Antartide è un archivio straordinario, cioè è un luogo dove noi possiamo rispondere alle domande e capire il funzionamento non solo dell'Antartide, ma di tutto il sistema globale. E quindi andiamo lì fondamentalmente per andare, come se andassimo in biblioteca a prendere un libro e trovare risposte. I nostri campioni sono quelli, ci daranno dei numeri che ci permetteranno di rispondere a queste domande, sia per capire ad esempio con dei campionamento di neve superficiale, magari la distribuzione di taluni traccianti, oppure se vogliamo andare indietro nel tempo si effettuano delle trincee. Dobbiamo stare attenti anche a non essere noi stessi fonte di contaminazione per i campioni stessi, che per la neve che andiamo a prelevare, ma faccio un esempio: in questa semplice fila abbiamo la deposizione di 3 anni. Quindi in questi 3 anni riusciamo a ricostruire l'evoluzione anche stagionale di tutti gli inquinanti o di tutti i composti che noi vogliamo studiare. Potenzialmente, se noi proseguissimo questo foro, arriviamo fino a 1,5 milioni di anni, ed è quello che stiamo portando avanti in un sito che era stato appositamente selezionato. I campioni quindi vengono prelevati e portati fino a Venezia poi per le analisi. Ecco, questa è un'immagine del paesaggio. Permettetemi, l'Antartide è un deserto. Buona parte dell'Antartide, la calotta, che siamo qui a Talos Dome o a Concordia o in qualsiasi altro posto dell'interno dell'Antartide, quello che si vede attorno è più o meno questo, quindi una grande distesa bianca. Tengo gli elicotteri giusto per dare una proporzione delle dimensioni. Poi, ritornando verso la costa, si comincia a incontrare un ambiente più variegato, soprattutto della catena transantartica. Ci sono poi dei picchi isolati che sono dei chiamati Nunatak. Qui i biologi impazziscono perché sono praticamente degli analoghi di Marte. Vanno a studiare dei licheni che crescono all'interno delle rocce, sono degli ambienti particolarissimi. Alla fine il flusso di ghiaccio si incanala all'interno delle valli, quindi creando dei ghiacciai. Quello che dicevo prima, non ci si rende conto delle proporzioni. Questo è il David Glacier, il Priestley. Voi vedete quel puntino, ecco, quel puntino è una persona.
Il ghiacciaio è lungo centinaia di chilometri e largo decine. Noi non riusciamo a capire le proporzioni perché è un ambiente che non conosciamo, non c'è un albero, non c'è una persona, non c'è un cartello, una casa che ci dice ok, quello è grande tot. Questo è una foto scattata da David Glacier. Ogni singolo blocchetto, tenete conto che sembra la neve quella a fianco alle strade d'inverno quando nevica, ma ogni singolo blocchetto è alto come un palazzo di 3 piani. Verso la costa l'ambiente è sicuramente più dinamico ed è infatti il luogo dove è interessante andare a campionare. Vedete un campionatore di aerosol di quelli che utilizza la collega Barbaro, però è anche il luogo dove si concentra la vita. Infatti faccio una breve, permettetemi di fare una breve carrellata di foto degli abitanti dell'Antartide. Animale emblematico sicuramente, pinguino imperatore, alto circa anche più di 1 metro, pesa 60 kg, non sono animali piccoli. Parliamo di cambiamento climatico, parliamo di ghiaccio marino. Loro si riproducono sul ghiaccio marino in delle zone particolari che si chiama delle zone di fast ice, cioè del ghiaccio legato alla costa. Però quello che sta accadendo è appunto che ci sono sempre più rapidamente c'è uno scioglimento anticipato e quindi ci sono dei problemi di riproduzione. I pulcini non riescono ad arrivare a termine. Sono comunque degli ambienti assolutamente straordinari. Un po' meno conosciuto e con un carattere molto più deciso è il pinguino di Adelia, molto più contenuto come dimensioni, crea delle colonie questa volta su terra, utilizzando il materiale che ha a disposizione per costruire i nidi, cioè i sassi. La cosa straordinaria è che veramente da un uovo nel giro di circa 1 mese riescono ad avere un pulcino che diventa delle dimensioni di un adulto. Sono veramente di una crescita straordinaria. Fanno anche visita alle operazioni dei ricercatori e visita in base. Altro animale emblematico sicuramente è la presenza di foche che si nutrono dei pesci e salgono nelle aree emerse per potersi un attimino riposare. Questo è molto meno conosciuto, però una presenza molto riconoscibile, lo skua. Sembra un gabbiano, ma non è un gabbiano, è più vicino agli albatros, diciamo, in qualche modo. Attacca l'uomo di continuo, perché proprio nel periodo estivo dove noi svolgiamo le nostre campagne, loro si riproducono. Tra l'altro, permettetemi, il pulcino è molto meno, appare in modo molto meno carino del pinguino, e quindi non ci sono molti documentari che lo vanno a filmare, ma sono degli animali assolutamente straordinari. Vivono 50 anni, sono intelligentissimi, alcuni anni magari alcuni individui migrano fino all'Alaska o tutto lungo l'America, si trovano anche certe volte in Spagna o in Europa, animali inanellati, sono degli animali veramente straordinari. L'animale più ingombrante però è questo. Ho messo una foto diciamo, degli auguri di Natale, però la base è frequentata, ci sono molte persone, come diceva giustamente, non solo personale scientifico, ma c'è anche molto personale logistico e che deve garantire la sicurezza sia all'esterno, ma anche sicurezza medica.
siamo sicuramente consci poi, dato che l'ambiente è così particolare, del possibile impatto che possiamo avere in Antartide. La presenza umana è regolata dal protocollo di Madrid del 91, anche questo in scadenza nel 2048. È vietato portare armi, bisogna avere una gestione dei rifiuti, quindi d'altra parte ci sono alcuni impatti sono inevitabili, perché per poter vivere normalmente in Antartide, per andare a fare i nostri buchi nel ghiaccio, abbiamo bisogno di materiale, e dopo produciamo una serie di impatti. Non sempre, non tutti li hanno gestiti in questi anni in maniera adeguata. Sono usciti alcuni articoli, ma adesso, ad esempio, la base americana negli anni passati ha avuto una centrale atomica, ha fatto andare, si alimentava con l'energia atomica, e quindi anche lì ci sono stati notevoli problemi. Quello che sta esplodendo è il turismo. C'erano 74.000 presenze prima del Covid, ovvero 14 volte tanto l'intera popolazione scientifica del continente. Quasi tutti sono nella regione della penisola, quindi la parte che guarda all'Argentina e al Cile. L'ultima stagione, 2022-2023, l'ultima estate, siamo arrivati a 106.000 persone. Quasi tutti con navi da crociera, quindi è una questione che riguarda non solo Venezia, ma riguarda anche l'Antartide. È facile riconoscere una contaminazione locale, perché noi sappiamo che quella contaminazione è diretta, magari vediamo uno scarico, vediamo un'emissione. Più difficile è capire quando la contaminazione proviene da migliaia di chilometri di distanza. Senza entrarmi troppo nei dettagli, è l'aria che può portare eventuale contaminazione in Antartide, e questo lo fa fare attraverso due modi. Uno è l'origine delle masse d'aria è dalla stratosfera, quindi molto pulite, ed è sicuramente la circolazione dominante, però soprattutto in estate questo sistema diventa più debole e porta al possibile ingresso di perturbazioni. Quindi reale neve, arriva il brutto tempo, e questo porta dall'oceano, dalla bassa atmosfera, dell'aria che è potenzialmente molto più contaminata. La domanda quindi fondamentale è, quando noi andiamo in Antartide a studiare, ma questa stessa molecola viene da migliaia di chilometri di distanza o è stata prodotta localmente? Faccio un brevissimo riassunto della mia attività. Di cosa mi occupo io? Dell'analisi di profumi. L'analisi di profumi come prodotti per la cura personale. Esistono migliaia di composti, circa 10.000 composti diversi utilizzati negli shampoo, nei detersivi, tutti con una semplice scritta profumo. Ma dentro ci sono 10.000 molecole diverse. Alcune di queste sono estremamente stabili, ma sono dei profumi, quindi volano e quindi possono andare in atmosfera e raggiungere anche le zone più remote. Torno indietro a Venezia. A Venezia abbiamo proprio condotto i nostri primi studi, le abbiamo trovate per la prima volta queste molecole selezionate che sono effettivamente presenti in ambiente, anche a concentrazioni elevate, soprattutto in fase di bassa marea, nei canali più interni, come è logico pensare, dato che ci sono molteplici scarichi domestici. Quello che noi non sappiamo sono gli effetti sulla fauna marina, perché
questi composti vengono testati ad esempio per essere sicuri per un utilizzo di tipo sicuri dal punto di vista dermatologico per un utilizzo umano, non sappiamo quelli che possono essere gli effetti per un qualsiasi animale che vive immerso nell'acqua dove questi composti sono presenti. Se tutto sommato gli organismi della laguna possono avere in qualche modo le spalle forti perché sono abituati alla presenza in qualche modo di contaminanti, non sappiamo quello che può avvenire in un ambiente remoto dove gli organismi non sono abituati alla loro presenza, appunto. Questa per motivi di tempo l'assalto. Abbiamo fatto quindi dei primi test in Antartide con pochi campioni che avevamo a disposizione e effettivamente abbiamo trovato stessi composti, salicilati in particolare, anche nell'acqua di mare antartica, con l'idea che appunto potessero derivare forse dalla base che si trovava nelle vicinanze, ma potenzialmente con un andamento molto particolare, con un'impronta digitale dell'inquinante che viene da lungo raggio. Sulla base di questo ho ricevuto un progetto per il quale ho partecipato alla mia terza missione in Antartide, dove abbiamo esteso lo studio alle aree distanti da possibile sorgente umana. I campioni sono stati recuperati, analizzati nei laboratori speciali che abbiamo al campus scientifico e vi mostro dei risultati non ancora pubblicati. La cosa assolutamente incredibile è l'estrema variabilità stagionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che finché la circolazione è dominante, quella catabatica, la neve è pulita. Quando arrivano le perturbazioni portano un sacco di contaminazione. Questo è stato confermato, il campione più contaminato è stato proprio raccolto mentre nevicava, confermato poi dalle trincee, cioè abbiamo effettivamente visto che non era una nostra idea, questa cosa effettivamente abbiamo ricostruito negli ultimi 3 anni come questa variabilità stagionale si fosse ripetuta in tutti gli anni. Vado a chiudere. Le proiezioni indicano un aumento del cambiamento della circolazione atmosferica in Antartide di circa un aumento del 96% della circolazione sinottica, raddoppia. Quindi ci sarà più neve, ma questa neve non sarà pulita, questa neve sarà più contaminata. E controbilancia la perdita che sta avvenendo, sicuramente alcuni larghi settori dell'Antartide sono in equilibrio dal punto di vista del bilancio di massa, ma noi stiamo portando appunto a una sostituzione della contaminazione. Stiamo sostituendo quindi del ghiaccio che è sempre stato di riferimento come la cosa probabilmente più pulita che esistesse al mondo, con un ambiente sicuramente più contaminato. E questo ovviamente nelle aree costiere dove vi è scioglimento stagionale può portare a un rischio alla fauna selvatica. Grazie. Sforato di qualche minuto. Non lasciamo più spazio agli altri. Adesso introduciamo il secondo articolo prodotto dalla dottoressa Elena Barbaro, che è ricercatrice presso l'Istituto di Scienze Polari del CNR di Venezia, che parlerà delle ricerche sue e del gruppo di ricerca che coordina sull'analisi dei traccianti in atmosfera, neve e ghiaccio sia in Antartide che in Artico. Prego, dottoressa. Buongiorno a tutti, grazie per l'opportunità che mi date di mostrarvi un po' di quali sono le ricerche che conduciamo. Giustamente è stato introdotto che Venezia è importante perché fondamentalmente è stato uno dei promotori della ricerca polare.
ricerca in Antartide ma anche ricerca in Artico. Siamo sia presenti come Università Ca' Foscari ma anche come Istituto di Scienze Polari, che è la sua sede principale in Italia, e questo indica che insomma abbiamo una certa importanza. Stiamo coordinando il progetto Beyond Epica, che è un progetto internazionale con più di 15 partner europei, ma oggi mi voglio focalizzare sullo studio dell'atmosfera, non tanto dei ghiacci quanto dell'atmosfera, ma capiremo che l'atmosfera è molto importante. E qual è il nesso che c'è tra questa atmosfera? Cioè, perché andiamo in Antartide a studiarla? Perché non la studiamo qui a Venezia? Sicuramente l'Antartide, abbiamo visto, è un continente incredibile. Io quando vedo le foto, cioè io ho lasciato il cuore. Io ho avuto la fortuna di partecipare a 2 spedizioni, mi definisco bipolare perché ho partecipato sia a 2 spedizioni in Antartide e 5 in Artico, quindi ho il concetto del bipolarismo insito in me, ma sicuramente l'Antartide ti lascia qualcosa dentro, un po' come il Mal d'Africa. L'Antartide è grandissima, è circa 50 volte l'Italia. Sicuramente ha una posizione geografica particolare, è lontanissimo dall'Italia, circa 18.000 chilometri dall'Italia. Però vediamo subito da questa foto e ci rendiamo conto che l'Antartide è un sistema isolato. Ma è veramente così isolato? E allora perché noi, o comunque i ricercatori, vanno in Antartide? Sicuramente è un laboratorio unico. Allora, ci sono studi di ogni tipo. L'astronomia, lo capiamo, è un'atmosfera secca, limpida, lontano da fonti luminose, quindi gli astronomi vanno a nozze. Il magnetismo, la geologia, chi studia geologia, ad esempio le meteoriti, ci sono i campi di meteoriti dove è facile ritrovarli. La biologia, gli studi di adattamento climatico. E poi ci siamo noi, che diciamo, il mio capo Paolo Cescon ha fondato il gruppo di contaminazione ambientale. E quindi andiamo a studiare la contaminazione a livello globale, ma non solo. Poi vi farò vedere che l'Antartide è molto importante perché abbiamo visto che è lontano da tutto e quindi ci permette anche di studiare dei processi naturali che altrimenti noi non riusciremo a studiare perché un ambiente troppo rumoroso come l'area urbana non ce lo permette e quindi andiamo lì a studiarlo con notevoli difficoltà. E dopo sicuramente andiamo a studiare i record storici come le carote di ghiaccio. Vi dicevo, è un sistema chiuso, isolato, ma in realtà non lo è. Vediamo che il vortice polare racchiude l'Antartide, lo mantiene isolato dal punto di vista atmosferico. Poi abbiamo anche una circolazione oceanica, la corrente circumpolare in un certo senso isola, ma in realtà non è così, perché tutto il sistema globale è unito ad esempio a livello oceanico dalla circolazione chiamata termoalinea, che porta le acque fredde, quindi si va a catturare le frigorie per poi andare sul Golfo del Messico, e anche a livello atmosferico non è isolato. Qui vi riporto l'esempio artico e non Antartide, perché è quello un po' più studiato, ma è tanto per farvi capire perché l'Antartide o comunque i poli non sono isolati. Sicuramente abbiamo il vortice polare che racchiude e protegge il polo, ma se lo notiamo anche molto spesso quando ci sono queste intrusioni di aria fredda dai poli, quando il jet stream, queste correnti diventa meno forte, diventa più debole, ecco allora che queste onde arrivano fino all'Europa, arrivano fino all'America, portando grosse nevicate ad esempio a New York. Ed è questo il motivo. Quindi vuol dire che i poli non sono più così isolati, ma le nostre aree a medie latitudini, le nostre aree antropizzate vanno a impattare sui poli. Certo, allora uno dice, ma a me cosa interessa che il polo sia contaminato? E invece no. Perché i poli, dovete sapere, è una superficie bianca. La superficie bianca, nella superficie bianca cosa succede? Che la luce arriva e viene riflessa.
Immaginate che questa superficie bianca sparisca, che ad esempio il ghiaccio marino sparisca. Cosa succede? Abbiamo meno superficie bianca. Ecco allora che il mare assorbe più energia, avviene il riscaldamento. Ecco perché è importante. Noi non dobbiamo inquinare perché queste sostanze possono andarmi a alterare quello che viene chiamato albedo, ovvero la capacità di riflettere la luce solare, oltre per altre implicazioni che possono coinvolgere anche gli organismi, ma sicuramente questo a livello climatico è una delle cose più importanti. Poi vi dicevo che uno degli aspetti è l'Antartide non è isolato. Il Polo Nord non è isolato. E perché? Perché c'è questo fenomeno che viene chiamato l'effetto cavalletta, che porta le sostanze dalle basse latitudini arrivano ai nostri poli. Ecco allora che ci troviamo delle sostanze che vengono prodotte da noi e vanno a finire nell'Artico o nell'Antartide. Sicuramente l'Artico è più soggetto a questo tipo di contaminazioni e in effetti in Artico c'è il cosiddetto fenomeno dell'amplificazione artica. L'Artico si sta scaldando molto di più rispetto all'Antartide perché è più vicino alle nostre latitudini. Ma perché andare in Antartide e perché studiare l'aerosolo atmosferico? Sicuramente abbiamo visto studi di contaminazione. Marco ci ha fatto vedere un esempio delle sue fragranze che arrivano in Antartide e vanno a impattare. Vanno a impattare grazie appunto alimentati da questo effetto cavalletta che porta queste sostanze a depositarsi sul plateau Antartide e poi essere rilasciato. Queste sostanze possono entrare all'interno di tutta la catena trofica ed essere addirittura subire quello che viene chiamato processo di biomagnificazione. Cioè vuol dire che all'interno di tutta la catena trofica questo può aumentare addirittura di concentrazione. Penso che sappiate che ad esempio negli orsi polari sono state trovate concentrazioni di pesticidi o nelle foche, insomma anche gli animali, gli organismi superiori risentono di questo inquinamento. Si studiano processi naturali perché l'Antartide è isolato e come vi dicevo questo rumore che noi produciamo non c'è e quindi non riusciamo a studiare effettivamente quali sono i cicli biogeochimici, si chiamano. Si riescono a fare anche studi paleoclimatici nelle carote di ghiaccio. L'Antartide è un perfetto sito perché a basso accumulo, vuol dire che nevica poco e ci sono tantissimi strati tantissimi libri di questo archivio che vanno tantissimo indietro nel tempo e riusciamo ad arrivare anche, si spera, 1,5 milioni di anni se il carotaggio che finirà nel 2025 va a buon fine, ma sicuramente allo stato attuale siamo arrivati a 800.000 anni con la carota di Beyond Epica. In Groenlandia, vi faccio per dire, arriviamo intorno ai 150.000 anni, tanto per farvi capire, perché lì nevica di più, c'è un più alto accumulo, quindi non riusciamo a ricostruire la storia più antica. Quindi l'Antartide per questo è importante. Ed è importante perché io ho bisogno di andare a studiare le carote di ghiaccio quando io ad esempio ho altri archivi climatici come ad esempio gli alberi, piuttosto che i coralli, piuttosto che i sedimenti marini, perché le carote di ghiaccio hanno una caratteristica fondamentale: conservano la reale atmosfera del passato, intrappolate in quelle bolle che vi faccio vedere lì in quella foto. Ci sono proprio delle bollicine d'aria della nostra atmosfera del passato. Allora, per andare in Antartide però bisogna andare sul bianco. Perché? Perché chi va in Antartide deve per forza fare un corso di addestramento. Una settimana a Brasimone, che si trova sull'Appennino tosco-emiliano, dove c'è una centrale nucleare dismessa. E si fa appunto questo corso di sopravvivenza, l'antincendio, perché siamo lontani da tutti quando andiamo là, cioè siamo distanti a 8 ore d'aereo dalla Nuova Zelanda, quindi è tantissimo, quindi uno deve essere pronto ad ogni evenienza. E poi si va in Val d'Aosta. In Val d'Aosta cosa si fa? Si fanno tutta una serie di attività come l'uso dell'elicottero, perché appunto gli spostamenti in Antartide avvengono in elicottero, le arrampicate, piuttosto che
cose in ghiacciaio, insomma. Come si arriva? Qua, Venezia, o meglio Burano, perché io sono buranella doc, attenzione. Quindi infatti c'è una tradizione, quando si va in Antartide a Mario Zucchelli c'è il pinguinattolo, che è dove diciamo si fanno le feste, e lì tutti mettono la loro firma. Ci sono le firme di tutti i 35 anni e passa di spedizione. Ecco, io ho scritto Burano in Antartide e poi Burano il ritorno, quindi Burano c'è. Insomma, come vedete il percorso è molto lungo. E questa è stata la prima partenza. Io ho partecipato alla prima spedizione in nave, quindi le atmosfere sono un po' diverse rispetto a quelle mostrate prima del plateau. Si parte da Lyttelton vicino a Christchurch in Nuova Zelanda, con mare molto mosso, e anche se ho sangue buranello è stato impegnativo, ma poi si sopravvive e si comincia ad entrare nei ghiacci. Proprio si entra in questo panorama mozzafiato, dove al di là degli animali, quello che mi preme farvi vedere, bellissimi gli animali, ok, ma sono queste le cose, i colori, che la foto non vi mostra. Cioè è una cosa, i colori che si vedono facendo la traversata in nave è una cosa straordinaria. E finché a un certo punto si intravede la costa e si sta arrivando finalmente perché le navi, questa è l'Italica. Quando ho fatto io la spedizione c'era la vecchia nave italiana che si chiamava Italica, che adesso è stata dismessa e adesso abbiamo la Laura Basti, però a suo tempo c'era la famosa Italica che fungeva anche da trasporto merci, perché si usano anche le navi per il trasporto di tutti i viveri piuttosto che tutte le merci. Perché sono andata in Antartide la prima volta per studiare gli scambi atmosfera-oceano. Quindi quello che facevo io, questo è il percorso, quello che facevo io era fondamentalmente un campionamento di acqua di mare e anche campionamenti di aerosol atmosferico. Si è arrivato fino al Ross Ice Shelf, che è praticamente questa parte qua, che è ghiaccio, una banchisa di ghiaccio completo. Questa è nebbia che si intravede, le orche, i tramonti, cioè lì è sempre giorno. Nebbia dovuta alla sublimazione dell'acqua, perché fuori faceva meno 35, vi garantisco che campionare l'acqua con meno 35 è incredibile. E la nave viene usata anche per il monitoraggio climatico. Questo è un monitoraggio climatico fatto principalmente all'Università di Napoli, dove vengono rilasciati questi mooring, che sono delle corde con attaccati dei sensori per misurare tutta una serie di parametri come la salinità, la temperatura oceanica, e qui praticamente fanno la raccolta di questi mooring che deve essere fatta per forza ogni 2 anni. Quindi si fa... Ecco, dovete sapere che quando si va in Antartide non si va solo per il proprio progetto, ma si collabora attivamente con tutte le altre università. È un ambiente estremamente dinamico dove si conoscono anche delle expertise totalmente diverse da quelle che fai tu, ed è un motivo di crescita. Questa è una rosette, cioè un insieme di bottiglie, e queste bottiglie hanno anche dei sensori per misurare, servono per raccogliere l'acqua. Poi io prelevavo l'acqua alle quote che mi interessava in base al profilo, oppure usavo queste altre bottiglie che vengono chiamate GoFlow, e ecco qua era circa meno 30. E questo è il container che era a Venezia, che adesso è stato dismesso, è il container laboratorio. All'interno c'è una camera bianca dove vengono trattati i campioni, e fondamentalmente il mio lavoro consisteva in un trattamento iniziale del campione, quindi con una filtrazione, tutta una serie di produzioni di campioni finché l'analisi viene fatta a Venezia. Questi ad esempio sono alcuni risultati di quella campagna. In questo caso volevamo andare a studiare questi composti fenolici, che di solito vengono usati come traccianti di combustione di biomassa. Noi abbiamo scoperto che in realtà sono prodotti anche dalla degradazione della lignina che viene dagli alberi,
da determinati microrganismi. Quindi abbiamo provato in Antartide, perché è un ambiente estremamente pulito, lontano dalle fonti di combustione, che effettivamente anche in natura viene prodotto. Questi sono i miei campionatori di aerosol, e l'aerosol, per chi non sapesse, è una miscela di particelle solide e liquide disperse appunto in mezzo gassoso, e fondamentalmente questo è il campionatore, è un aspirapolvere che raccoglie l'aria in un filtro. Qui è chiaramente visibile la differenza. Questo è il filtro dopo 10 giorni in Antartide, questo qua è Venezia un giorno, tanto per darvi una chiara visuale della questione. Questo è un altro tipo di campionatore che mi permette anche di campionare la frazione gassosa che interessa tanto a Vecchiato. Vi farò vedere poi in realtà cosa facciamo sull'aerosol utilizzando la mia seconda spedizione, che invece è stata più comoda, partendo in aereo, come ha fatto vedere Marco. Queste sono le foto della mia spedizione. Qua si parte dall'hangar americano, si parte sempre col Ciceto 30, come vedete non è un aereo di linea ma è un aereo dove si trasporta tutti. Questi sono i bagni, questa è la sala comando e questa è un po' la visuale, e si atterra sul PAC. Bellissima, esperienza incredibile anche questa. Ho messo un'unica foto, è tanto per farvi vedere le basi. Questa è Maria Zucchelli, questa è Concordia, che è l'altra nostra base italo-francese. Vicino si sta facendo la perforazione a Little Dome Sea per appunto il carotaggio di Beyond Epica. A Mario Zucchelli abbiamo dei vicini, dei nuovi vicini, i sudcoreani, con la stazione di Jambogo, e fortunatamente durante la mia seconda spedizione ho potuto visitare, perché l'avevano appena inaugurata. Tanto per farvela vedere, questa è la stazione Jambogo, tutto eolico, solare, bella, devo dire, bella. E adesso vi faccio vedere questo video dove spiego perché andiamo a studiare l'aerosol atmosferico in Antartide. Adesso ci stiamo dirigendo verso i campionatori per cambiare i filtri. Eccoci arrivati. Lo chiamiamo Campo Faraglione questo posto perché lì sotto c'è un faraglione. Non sembra di essere a Capri. Questi sono dei campionatori che servono per raccogliere l'aria. È una specie di aspirapolvere dove noi raccogliamo l'aria su dei filtri. Qui ci vogliono 10 giorni per arrivare alle concentrazioni che in Italia si arriverebbero in un'ora. In questo campo noi studiamo l'aria e in particolare le sostanze inquinanti che vengono dalle città, dalle zone antropizzate del mondo e riescono ad arrivare qui in Antartide, perché è importante conoscere come queste sostanze vanno nell'aria, nell'aerosol, si formano delle particelle e queste particelle possono deviare la radiazione solare e influire sui cosiddetti cambiamenti climatici, influire sull'effetto serra. Tutti questi dati ci permettono poi di applicare i dati a dei modelli che ci servono a fare delle previsioni per il futuro. Questo è il filtro su cui lo strumento è raccolto per 10 giorni il particolato atmosferico ed è di un bianco un po' sporco. Adesso questo filtro viene riportato in base e nella camera pulita, nel laboratorio pulito che abbiamo in base, viene confezionato in modo da essere poi spedito in un frigo a meno 20 in Italia, dove verrà analizzato. Ecco, come avete visto, lì erano la faceva veramente freddo quando abbiamo girato sto servizio, circa meno 30, anche se ero senza cappello, ma io sono sempre senza cappello, quindi non è indicativo.
Queste erano un po' le campagne di campionamento derivanti da quel progetto, insomma, in cui abbiamo partecipato e da cui poi abbiamo estratto una serie di dati. Come vi dicevo, non studiamo solo gli inquinanti, ma studiamo anche delle molecole che sono naturali, come ad esempio gli amminoacidi. Perché io devo studiare gli amminoacidi? Gli amminoacidi è vita, tutti noi siamo fatti di amminoacidi. Ecco, ci sono anche degli amminoacidi che non sono propriamente nostri, come i D-amminoacidi, che ad esempio sono degli indicatori di batteri. Quindi noi in generale, questo vale un po' per tutto, usiamo delle molecole chimiche come dei traccianti, come degli indicatori, per studiare delle sorgenti, dei processi, e andiamo poi a usare questi per estrapolare delle informazioni relative alle sorgenti, piuttosto che a dei processi di trasporto, piuttosto che delle trasformazioni, quindi usiamo queste molecole. Ad esempio in questo studio abbiamo visto che cosa? Confrontando l'aerosol prelevato nella stazione costiera piuttosto che nella stazione nel plateau antartico vicino a Domcy, che cosa abbiamo visto? Che durante il trasporto c'è anche un effetto di ingrandimento di queste particelle, e questo era dovuto principalmente anche a quanto queste particelle girassero e permanessero all'interno del plateau antartico. Grazie a questo studio abbiamo per la prima volta suggerito l'uso degli amminoacidi come indicatori di produttività primaria. Allora, cosa mi può interessare la produttività primaria? La produttività primaria è legata alle alghe. Okay? Le alghe sappiamo che la maggior parte del nostro globo terrestre è composto da oceani, quindi non sono tanto le piante che producono CO2 quanto le alghe. Quindi se io comincio a avere un proxy che mi funziona bene, cioè un indicatore che mi funziona bene sull'aerosol, quindi l'aerosol è un po' come banco di prova, trovo questo proxy, questo indicatore, ecco allora che lo potrei utilizzare nelle carote di ghiaccio per studi paleoclimatici. Ora non è così immediato, questo è stato lo studio iniziale. Questo studio iniziale è evoluto in studi ad esempio in Artico, dove abbiamo ad esempio comparato gli amminoacidi, la composizione degli amminoacidi con la presenza di microorganismi nell'aerosol atmosferico, con la presenza di clorofilla A emessa nell'oceano. Quindi a step stiamo arrivando verso la validazione del proxy per lo studio nelle carote di ghiaccio. Ad esempio abbiamo fatto anche una prima carota alle isole Svalbard, dove effettivamente abbiamo visto che ci sono dei picchi di amminoacidi durante la stagione primaverile, e questo quindi ci potrebbe essere utile ad esempio per studi come in biondepica. Tanto per farvi capire un po'. Ad esempio gli zuccheri, altre molecole che sono naturali, insomma abbastanza semplici. Ecco, gli zuccheri ad esempio, cosa abbiamo visto? Che arabitolo e mannitolo sono ad esempio degli indicatori di spore fungine. E cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che questi sono principalmente presenti sulla costa, dove ci sono le aree libere da ghiaccio e quindi dove facilmente i funghi possono proliferare. Cosa succede quando ci spostiamo nel plateau? Si sposta la distribuzione dimensionale, le particelle più grossolane dove vengono prodotte nella costa si depositano e rimangono solo le fine, abbassandoci la concentrazione. Salto brevemente all'ultimo video, così non rubo altro tempo, che riassume un po' tutto. Se vi interessa, io ho la fortuna di coordinare il Working Group 4 della Società Italiana dell'Aerosol, che è Aerosol in aree polari remote, e abbiamo realizzato un progetto che si chiama Pillole Social divulgativo, l'ho trovato in Facebook e YouTube, dove ci sono tutta una serie di video di 3 minuti piccolissimi che vi spiegano perché studiamo l'aerosol in Antartide e in Artico, quindi se vi interessa sono disponibili. Vi faccio vedere quello che abbiamo realizzato per l'Antartide. Questo sito si chiama Campo Faraglione. Questi sono dei campionatori d'aria che
funzionano come delle aspirapolveri che trattengono le particelle sottili, quelle per cui viene fermato il traffico nelle città, quelle che causano, diciamo, lo smog. In questo sito noi andiamo a studiare come le sostanze vengono trasportate dai posti abitati dall'uomo fino qui in Antartide, perché è un luogo estremamente pulito dove possiamo anche studiare dei processi naturali che in Italia o nel resto del mondo sarebbe difficile da poter studiare. In Antartide utilizziamo dei campionatori che permettono di distinguere le diverse frazioni dimensionali e questo ci aiuta nell'identificazione delle diverse sorgenti. Le particelle più grossolane hanno principalmente una sorgente locale. La composizione chimica dell'aerosol nell'area costiera antartica è principalmente influenzata dalla sorgente marina. Vediamo infatti che circa il 67% dell'aerosol è composto da sodio, derivante dal sale dell'adiacente mare di Ross. La frazione fine invece contiene principalmente nossi-sol-sulfate, ovvero solfato non derivante dal sale, e acido metansolfonico, composti secondari che derivano principalmente dalla produzione primaria marina come prodotti di degradazione del dimetilsolfuro emesso dai blum algali. Altre sorgenti possono essere studiate utilizzando dei traccianti chimici che sono specifici. Gli zuccheri sono presenti nell'aerosol antartico costiero sotto l'1%, ma lo studio di questi composti è fondamentale perché possono agire come nuclei di condensazione delle nubi o nuclei di ghiacciamento. Gli alcol zuccheri, e in particolare l'arabitolo e il mannitolo, sono dei traccianti delle spore fungine e dei batteri, mentre gli anidrozuccheri, ovvero il levoglucosan e i suoi isomeri, sono dei traccianti specifici della combustione di biomassa. Anche i composti fenolici possono essere usati come indicatori di combustione, ma in realtà in Antartide un'altra sorgente è il fitoplancton. In questi anni diversi studi hanno evidenziato che gli aminoacidi liberi possono essere dei traccianti della produzione primaria marina. L'Antartide risente del trasporto atmosferico a lunga distanza e qui si ritrovano in tracce sostanze antropiche quali contaminanti organici persistenti. Possiamo concludere che l'Antartide, nonostante subisca l'impatto antropico attraverso il trasporto atmosferico a lunga distanza, rimane comunque un continente incontaminato e un ottimo laboratorio dove poter studiare i processi naturali. Ecco, un po' per darvi l'idea, ad esempio l'ultima cosa che vi voglio dire è ad esempio l'importanza dello studio di questi marker. Per dire il levoglucosano, che è il tracciante specifico perché viene prodotto unicamente dalla sorgente di combustione di biomassa. Adesso ho letto che anche le ARPA le vogliono introdurre come monitoraggio nelle aree urbane. Perché? Perché indica espressamente che si è bruciata legna. Ecco, grazie al levoglucosano abbiamo ricostruito gli incendi del passato. Quindi abbiamo ricostruito nelle carote di ghiaccio se l'uomo, perché c'era un'ipotesi, l'ipotesi di Rudiman, che diceva che l'uomo avesse in qualche modo impattato sul clima andando a deforestare e andando a quindi bruciare, quindi creare questo levoglucosano. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo ricostruito gli incendi del passato e in realtà abbiamo confutato queste ipotesi e abbiamo visto che in realtà non è stata quella, il cosiddetto antropocene non inizia con l'avvento, diciamo, dell'agricoltura. Ecco. Tanto per farvi capire quali possono essere le importanze di questo tipo di studi. C'è da dire che noi rimaniamo comunque un gruppo di chimica analitica, quindi tutta la parte più difficile, cioè lo sviluppo dei metodi, tutta la parte strumentale, non ve l'abbiamo rivelata, ma vi posso garantire che è molto complessa perché le concentrazioni in gioco sono totalmente diverse, sono bassissime, quindi è una complicanza non da poco. Ecco. Ovviamente ringrazio, come ha detto Vecchiato, tutte le persone con cui ho collaborato perché è un lavoro di squadra, non è un mio lavoro. Grazie anche ai suoi colleghi. Allora. Arrivederci Assessora, grazie di essere venuta.
E adesso nel terzo articolo di quelli previsti, il dottor Elvio Lazzarini, che è ex chirurgo dell'ospedale di Cittadella, descrive la sua esperienza di medico e di uomo durante 2 permanenze di vari mesi presso le basi italiane in Antartide, inclusi alcuni episodi emblematici, mi pare di capire. Prego, dottore. Buonasera a tutti, ringrazio per l'invito. Cerchiamo di partire rapidamente, anche perché io non parlerò solo di medicina, ma avendo tempo libero mi sono spesso aggregato a chi andava in giro e quindi ho imparato qualcosa. Questi sono i loghi di Enea, CNR, che gestiscono la parte logistica e scientifica, il logo dell'Italia Antartide e quello francese dell'IPEV. Perché? Perché l'IPEV, come diceva la dottoressa prima, gestisce base Concordia assieme all'Italia ed è l'unica base in Antartide cogestita da 2 nazioni. Io ho partecipato alla prima spedizione nel 2015 e ci sono arrivato grazie alla pubblicazione della ricerca di questo bando di concorso dell'Enea, che Enea pubblica dal 2005 per alcune professioni, fra cui la professione medica, per vivere a Concordia, a base Concordia. Poi vediamo, pian pianino arriviamo a base Concordia. Già il bando dà un'idea delle problematiche, perché è specifico per 4 aree mediche: la chirurgia generale, l'anestesia rianimazione, l'ortopedia e la medicina d'urgenza. Tutti gli altri sono automaticamente esclusi. Dopo il bando, se si riesce a superare tutti i vari passaggi, si parte per l'Antartide, saltiamo. Questa è l'immagine che ha mostrato prima la dottoressa e dà un'idea della distanza. Sono circa 1200 km, un triangolo equilatero fra base Concordia, che è nel pieno plateau antartico. Base Concordia è una delle 3 basi presenti in Antartide nel plateau. Le altre sono la base Vostok russa e la base di Amundsen Scott americana, che è proprio al polo sud geografico. Perché c'è la base di Dumont-D'Urville qui sotto? Perché dalla base di Dumont-D'Urville partono i rifornimenti via ghiaccio, non possiamo dire via terra, per Concordia, mentre gli altri rifornimenti e il personale di norma parte da Mario Zucchelli. Non aver fretta, che il giorno passi in fretta. Come ha mostrato la dottoressa prima, lei ha avuto mare forza 12, io ho avuto ghiaccio per 8 giorni su 12 di viaggio e la nave viaggiava, ancora l'italica, da 1 a 3 nodi all'ora. Ho fatto la crociera di Natale perché sono partito il giorno 17 dicembre e siamo arrivati alla Zucchelli il 29. Il 29. Questo è il panorama dalla nave, però si arriva anche con gli aerei. C'è chi arriva col C-130, come sono arrivato anch'io nella seconda spedizione a Mario Zucchelli, chi arriva invece con l'Airbus dall'Australia e atterrano sul PAC. Qui è una doppia immagine della base Mario Zucchelli con il PAC. Vedete che c'è ancora un DC-3 qui, e quando il PAC è completamente sciolto. Questi sono, visto che c'erano degli ingegneri, mi sono permesso di scrivere alcune misure, alcune indicazioni su quella che è la base Mario Zucchelli, che è formata da moduli ISO 20, vedete, è 2000 metri quadri la base, poi ci sono 300 metri quadri di impianti, 2500 metri quadri di magazzini e officine e 550 metri quadri di altri edifici. In genere ci sono 80-90 persone, però molte volte si superano tranquillamente e si arrivano anche a 120 persone. Quello che vedete all'orizzonte è il vulcano Melbourne. Il vulcano Melbourne, diciamo, fa da punto di riferimento per tutti gli spostamenti
a piedi o con i mezzi meccanici o con gli elicotteri, ed è un vulcano considerato attivo ancora dagli studiosi. Attivo anche se l'ultimo episodio risale a circa al 1800 grosso modo. Dista 40 km dalla base. È un vulcano dove possono accedere di norma solo i vulcanologi. E quindi queste foto sono ovviamente regalate da loro. Cosa succede? Succede che i fumi che escono dal vulcano formano questi camini qui. Attraverso questi loro entrano nel sottosuolo e si trovano queste immagini qui. Vale a dire, il calore emesso dal vulcano scava il ghiaccio e crea questi tunnel. Il colore azzurro è dovuto all'incidenza dei raggi solari in determinati periodi dell'anno. Vedete che aspetto ha all'interno. E poi ci sono questi cristalli che sono veramente stupendi. Questa immagine qui, che è già stata mostrata prima da Barbato, è il vento. Sono i deflussi del vento catabatico. Il vento catabatico è un vento che nasce alto e acquista velocità scendendo verso il mare. È arrivato a 340 km all'ora alla base di Dumont-d'Urville, però noi non siamo da meno. Siamo arrivati a circa 201-202 km, vedete, il 4 dicembre del 2019, e questo è l'effetto che si vede dalla torre di controllo della base Mario Zucchelli. E smeriglia tutto, non serve usare la carta vetrata per fare dei lavori. Questa cos'è? Dicevano prima che si atterra sul PAC, però il PAC si scioglie durante il periodo a dicembre-gennaio grosso modo. L'Italia ha ottenuto l'autorizzazione di costruire una pista di atterraggio su terra, definiamola terra, ed è quella che vedete a sinistra, con a destra una prova di atterraggio da parte del C-130. È ovvio che questa pista non è stata costruita solamente per gli italiani, ma è finalizzata anche a supportare i sudcoreani, a supportare i cinesi che hanno una base a circa mezz'ora, 40 minuti di volo d'elicottero dalla Mario Zucchelli, ma anche gli americani che hanno la loro base a circa 3 ore di elicottero. Perché? Perché gli americani hanno vicino il vulcano Erebus, che è tuttora attivo e rilascia quindi il pulviscolo nero. Quando questo si deposita sulla loro pista col calore del sole, con i raggi solari, riscalda la superficie del ghiaccio e siccome lo scioglie impedisce agli aerei di decollare. Dicevo che ho avuto la fortuna di viaggiare con i biologi e qui siamo andati in una colonia, qui parliamo di 20.000 coppie di pinguini Adelia, quelli piccolini che si sono visti, che vedete stavano covando l'uovo. Questi sono i piccoli, perché ho avuto la fortuna di vedere i pinguini Adelia che costruivano il nido, che covavano, che allevavano i piccoli e i piccoli col cambio di muta. Queste sono delle colonie di pinguini imperatore, viste sempre durante lo stesso volo. Questo è il piccolo. E i pinguini imperatore formano, come gli altri pinguini, ma molto di più, delle grandi famiglie. Si collaborano fra di loro. Questo è lo skua che avete già visto, questo è il piccolo. Tenete presente che lo skua mangia i pinguini piccoli, quindi fa da spazzino, tant'è che vedete qui in basso residui di pinguino. Ho avuto la fortuna di lavorare anche con i subacquei della Marina Militare. Quando c'è il ghiaccio, viene perforato il ghiaccio con una trivella inventata dai nostri logistici, loro si immergano, tenete presente che la temperatura dell'acqua costante è -1,8 e
loro stessi dicono che più di 20-30 minuti non si riesce a stare immersi, e si vedono tutte queste immagini. Questo è un ice fish. Allora l'ice fish ha adeguato la sua struttura all'ambiente. Non ha vescica natatoria e quindi consuma poco ossigeno per gonfiarla, per salire e scendere, e anche poche calorie per aumentare o diminuire il volume. Come ha compensato questo? Cambiando la sua struttura ossea quasi tutta in cartilagine, che è molto più leggera, e aumentando il grasso. Non ha emoglobina e quindi, grazie al fatto che l'ossigeno è più facilmente disciolto nell'acqua fredda e grazie a una cute che è ricca di capillari, assorbe molto ossigeno, e poi ha una serie di sostanze, glicoproteine per la precisione, di varia grandezza, che impediscono che si ghiaccino i liquidi al suo interno. Questa è una foca di Weddell che, quando vedono un buco di quelli trivellati, escono simpaticamente fuori. E qui stiamo partendo. Vedete, questo è un altro tipo di aereo, è un Bielica, 12 posti. Siamo io e l'ingegnere informatico. Qui siamo arrivati a Concordia e questa è Base Concordia. Base Concordia si trova, come dicevo, sul plateau antartico, a 3.233 metri di altezza e a 1.200 chilometri sul livello del mare. Rimane completamente isolata nel periodo che va dal metà febbraio, grosso modo, a metà novembre, e bisogna sapersi arrangiare su tutto e essere autonomi su tutto. Vedete, sono due torri, una torre che è quella di destra, è la torre silenziosa, dove ci sono gli uffici, i laboratori e l'area medica. Sono due torri a forma prismatica, sono state disegnate dai francesi. Vedete, 200 tonnellate per struttura, diametro 18,5, altezza delle torri 11 metri, però altezza del ghiaccio 14, perché sotto ci sono 3 metri lasciati liberi per evitare l'accumulo di neve durante l'inverno, come c'è anche a Mario Zucchelli, anche se meno alta. La superficie utile per piano è 250 metri quadri. La torre rumorosa invece c'è la cucina, la mensa, c'è il magazzino, c'è la sala cinema, la palestra e l'area di lavoro. Questa è una foto del periodo di costruzione. Vedete le sei basi. Tenete presente che è stata costruita in 6 anni, ma non sono 6 anni dal 1 gennaio al 31 dicembre, sono 6 anni che vanno grosso modo da metà novembre a fine gennaio, quindi in un tempo estremamente breve, e ha cominciato a funzionare nel 2005. Ci sono problemi di pressione atmosferica a quell'altezza. Vedete, queste sono le misurazioni della pressione atmosferica nel periodo in cui ho vissuto a Dom C, vale a dire da dicembre 2015 a dicembre 2016, e è sensibilissimo, e si è arrivati a 603,60 mm di mercurio, o HPA, hectopascal, contro i nostri medi sui 1000-1050. Vi posso assicurare che avere quella pressione lì, non dico che si striscia per terra, ma nonostante i mesi già vissuti a Concordia, si sta veramente male. La velocità del vento è relativamente bassa, perché al massimo abbiamo avuto 38
38 nodi. Se teniamo presenti i 108 di Mario Zucchelli, però tenete presente che qui è un deserto. Non c'è nulla che ferma il vento se non le costruzioni della base. Tutto il resto è piatto. Le temperature. Il record dell'Antartide è meno 89 registrato alla base Vostok. Concordia ha avuto meno 84,7 nel 2010, noi siamo arrivati solo a meno 82,4. Caldo. Veniamo un po' adesso alla parte medica. L'impostazione è la stessa sia alla Zucchelli che a Concordia, quindi c'è un ambulatorio, ci sono dei dispositivi medici che vanno dalla lampada a fessura per valutare la situazione dell'occhio, perché possono esserci traumi all'occhio, ma ci può essere anche un problema legato al mancato uso delle maschere protettive per l'albedo, e c'è stato un paio d'anni prima che io andassi una persona che a Concordia non ha usato la maschera protettiva, è rimasto senza veder nulla per una settimana perché la retina ne aveva risentito. Questo è un arco AC per fare le lastre. Poi abbiamo un micro laboratorio, la sedia e la poltrona da dentista che ho dovuto utilizzare a Concordia per sistemare un dente a un francese al quale era saltata una capsula, la sterilizzatrice, la sala operatoria. La sala operatoria è dotata di tutti gli strumenti possibili per fare un intervento chirurgico, ma dobbiamo tenere presente alcune cose. L'equipe medica è composta da un medico, un chirurgo, mettiamo, un anestesista e un infermiere professionale a Mario Zucchelli, da un medico e un infermiere professionale a Concordia solo nel periodo novembre-febbraio. Da febbraio al novembre successivo c'è solo il medico, che può avere un aiuto dal medico dell'Ente Spaziale Europeo, che è lì per ricerca, ma lui non ha l'obbligo di assistenza. Quindi il medico si trova da solo a dover affrontare qualsiasi situazione e deve ragionare completamente in maniera diversa rispetto a come si ragiona in una struttura ospedaliera dove hai tutto il possibile, anche se abbiamo la fortuna di avere, la telemedicina. Sia a Concordia che a Mario Zucchelli c'è la possibilità di fare telemedicina con il Gemelli, dove c'è una stanza dedicata solo a Concordia e all'Antartide, scusate. Ma dobbiamo tenere presente la differenza di fuso orario. Sono, rispetto all'Italia, più 12 Mario Zucchelli, più 7 Concordia. Quindi bisogna ragionare tutti in maniera diversa, perché bisogna prima parlare con fare la chiamata, aspettare che arrivino, parlare con l'anestesista, spiegare il problema e aspettare che l'anestesista recuperi l'eventuale specialista richiesto, se presente, o lo chiami a casa, se è reperibile. Queste sono le distanze e questa sono la tempistica in caso di una aeroevacuazione. Vedete i tempi. Da Concordia si parte e si arriva solo con l'aereo, quindi sono 2 ore e mezza midpoint. Midpoint è il punto centrale, quindi 600 km, 1 ora e 55 a Mario Zucchelli. Se c'è la fortuna di avere il Basler sono 3 ore e 40, da McMurdo poi alla Nuova Zelanda sono 8 ore.
Facendo un calcolo sono circa 16 ore di viaggio, che vada tutto bene, vale a dire che non ci siano problemi di brutto tempo. Cosa è successo? Ve lo racconto come aneddoto. Sono stato chiamato a fare una consulenza alla base Young Bogo. Siamo volati io, l'anestesista e l'infermiere professionale, perché il loro medico era un fisiatra e doveva fare l'inverno. Il problema, dal mio punto di vista, era un'appendicite che poteva essere trattata per quella notte. Da Seul è arrivato l'ordine di partire, di spedirlo in Nuova Zelanda. È arrivato in Nuova Zelanda ed è stato operato dopo 4 giorni perché brutto tempo l'ha fermato a McMurdo. Quindi bisogna ragionare in un'ottica completamente diversa. Altro esempio è appena arrivato a Concordia, uno dei francesi che doveva fare l'inverno, mal di pancia. Per me era un'appendicite. Ho detto, lo trattiamo qui. No, mi fa il capo spedizione, devi spedirlo via perché c'è l'aereo disponibile, poi non sappiamo quando ci possa essere. Ma, no, non ci sono ma. Vabbè, allora, per me deve andare. È arrivato in Nuova Zelanda, ha fatto tutti gli accertamenti possibili, compresa un TAC, che non ho visto nulla, me l'hanno rispedito indietro ai primi di febbraio con l'ultimo volo utile. Da febbraio a novembre mi ha svuotato letteralmente la farmacia degli antibiotici perché ha avuto 4 ricadute. E non mi sono sentito di operarlo perché pur avendo, diciamo, istruito 3 persone del gruppo, tenete presente che a Concordia d'inverno si vive dai 12 alle 14 persone, pur avendo istruito 3 di loro nel darmi una collaborazione, non sapevo poi, in caso di necessità, chi avrei dovuto soccorrere. Questo, vedete, 12 gennaio con l'UNC meno 96,6 e dove va il dottore? Un po' dappertutto, ma soprattutto fuori sul ghiaccio, come vi dicevo prima. Queste sono le immagini che si scattano avendo voglia di stendersi sul ghiaccio. Tenete presente che non è che sia tutto rose e fiori, perché ci sono delle problematiche, ad esempio c'è la sindrome del winter over, che è una sindrome che porta alla depressione e può portare al suicidio, cambio d'umore, inappetenza, insonnia, ed è paragonabile alla sindrome affettiva stagionale che colpisce soprattutto nei paesi nordici dove c'è poca luce. Poi abbiamo problematiche di congelamento e poi per chi vola da Mario Zucchelli a Concordia, 3 ore e mezza di volo, ci sono le problematiche dello sbalzo d'altitudine. Quindi problemi di edema polmonare e di edema cerebrale. Teniamo presente che alla Zucchelli c'è una bellissima camera iperbarica, visto che ci sono i subacquei. A Mario Zucchelli ci sono 2 camere iperbariche, che sono 2 bare, perché ci sta dentro una persona, ha un mini oblò così, e si gonfiano a mano, fino alla pressione atmosferica che si vuole. Se va bene, se va male, non essendoci l'aereo, pur utilizzando alcuni farmaci, muore. Queste sono immagini create dal vento, col ghiaccio. Quello che vedete a destra, queste sono dei cristalli di ghiaccio che comparivano tutte le mattine sul vetro della camera. Pur avendo un doppio vetro e doppio vetrocamera, la condensazione e il freddo del vetro creava queste immagini qui, che sono stupende. Lo Yuki Marimo è dal giapponese palla di ghiaccio e si chiama così perché è stata scoperta dai giapponesi a Domo Fuji, che è un altro plateau antartico. Sono leggerissime, si spostano con il vento e si formano per aggregazione dei cristalli della brina con temperature che variano fra i 55 e i 72 e la velocità del vento sui 5 metri al secondo. Sono bellissime da vedere. Questa è l'area
dove c'è un sismografo. Si scende di 3 metri, si percorre quel tunnel che è lungo circa 20 metri, dove con la stessa incidenza dei raggi visti sul vulcano compaiono le scritte che chi ha costruito ha lasciato, ed è bellissimo. Io le ho viste solo nel periodo di gennaio-febbraio, poi non le ho più riviste. Si scende una scala e a 20 metri c'è il sismografo e qui si registrano tutti i terremoti a livello terrestre purché abbiano un'intensità superiore ai 6. Quindi qui è stato registrato il terremoto di Amatrice. Come alla Zucchelli, mi hanno detto, è stato registrato il terremoto turco. Questa è la perforazione avvenuta a Mario Zucchelli. Sono arrivati a 3.270,20 metri nel 2004 e quello studio lì ha permesso, daranno conferma i colleghi, di risalire a 800.000 anni fa come clima. Questa è la traversa. La traversa è la carovana che porta i rifornimenti a Domcy partendo dalla base francese in costa, da Dumont-d'Urville, e porta tutti i rifornimenti possibili, impiega la prima volta un mese perché deve battersi la pista e poi anche 12 giorni riescono a farla. Siccome è un deserto bianco, ce ne siamo andati in giro coi cammelli. Questi sono gli esiti quando si restano fuori e purtroppo io, avendo gli occhiali, pur con la maschera, ogni tanto dovevo togliermi perché si formava ghiaccio sugli occhiali. Questi sono gli esiti delle 2 donne che avevamo nel gruppo. Qui è il buio completo. Allora, da ottobre a febbraio c'è il sole 24 ore su 24. Da febbraio a maggio e da agosto a ottobre c'è l'alternanza sole-tramonto. Da maggio ad agosto è buio 24 ore su 24. Questo è il panorama. Questo è un parelio che si forma per riflessione dei raggi solari sui cristalli in sospensione di ghiaccio, purché ci sia un angolo di 22 gradi. Questi sono i colori che si vedono. Sono affezionato molto all'immagine qui alla sinistra, questa, perché c'è il sole che tramonta e il buio che avanza. Vedete i colori, quindi non c'è solo il ghiaccio, bisogna accettare quello che dà la natura. Questo è il firmamento che si vede. Quella è la luna che nasce all'orizzonte. Noi non siamo abituati a vedere la luna nascere, la vediamo già alta. Lì si vede la luna che nasce all'orizzonte, eccola qui. E queste sono le aurore australi. È bellissimo vederle, vedere questi colori che danzano letteralmente nel cielo. Assumono colori dal verde al viola al rosa, con questo cielo che effettivamente fa innamorare chiunque. E queste sono le frecce che si lasciano a Concordia, a ricordo non solo della città ma anche di chi è rimasto, e un grazie a voi ma anche alle donne che mi hanno supportato e concesso di fare queste 2 esperienze. Grazie tante, staremo ad ascoltarvi per ore e ore, invece purtroppo il tempo è tiranno e dobbiamo andare avanti, insomma. Ma io sarò breve, non farò tanto tardi come... Ecco. Allora io vi parlerò brevemente, spero, perché ormai abbiamo fatto un po' tardi, di questo, in inglese si chiamano AUV, Autonomous Underwater Vehicles, che è stato sviluppato dalla Tecnomare per conto dell'Enea nell'ambito del Piano Nazionale Ricerche in Antartide. Io ho avuto l'autorizzazione del capo progetto dell'Enea per potervene parlare, perché diciamo, almeno a quel tempo era uno degli oggetti fra i più avanzati che esistessero in giro per il mondo.
Allora, è appunto un veicolo autonomo, e poi chiarirò meglio cosa vuol dire autonomo. Era ovviamente finalizzato a missioni scientifiche, specialmente sotto i ghiacci, e le prove operative del veicolo in Antartide sono svolte nel 2003, e in quel periodo una persona del gruppo che avevo, che apparteneva alla mia area, ha dovuto fare tutta la trafila che hanno fatto i relatori che hanno parlato prima, cioè ha dovuto andare sul Gran Sasso, fare tutto il corso di sopravvivenza, per poi stare 3 mesi in Antartide. Ecco, la missione di riferimento era estremamente ambiziosa, nel senso che se ci fossero stati i finanziamenti fino alla fine avrebbe dovuto funzionare così. Cioè ci sarebbe dovuto esistere un garage, cioè immaginate una sorta di cilindro subacqueo collegato a una delle basi, l'ipotesi era base Zucchelli, collegato sia dal punto di vista della potenza sia dal punto di vista dati, che serviva appunto da garage al veicolo. Il veicolo riceveva da parte degli operatori nella base il profilo di missione, dopodiché abbandonava il garage, stava fuori per una decina di ore eseguendo la missione in modo completamente autonomo, e poi ritornava al garage, si inseriva all'interno, faceva il collegamento dati e potenza, ricaricava le batterie, scaricava i dati raccolti e riceveva invece quelli per la nuova missione. Questo era, diciamo, lo scenario che avevamo immaginato per questo sistema. Naturalmente abbiamo iniziato sviluppando la cosa più delicata, che era il veicolo, e poi alla fine vi dirò invece com'è andata a finire. Allora, le specifiche generali erano estremamente ambiziose, perché la profondità massima era appunto di 1000 metri, vuol dire 100 atmosfere insomma di pressione. Una velocità massima di 2 metri al secondo, che era, diciamo, se volete, dettata dal fatto che le batterie a quel tempo non erano così potenti come quelle della Tesla, però avevamo immaginato un percorso massimo enorme, cioè 250 km fatti in autonomia, e ne è risultato un veicolo della lunghezza di 6 metri e del diametro di 60 centimetri. Il sistema era sostanzialmente diviso in 3 pezzi, come vedete qui, una parte centrale che era un contenitore stagno in titanio, e 2 parti, quella davanti e quella dietro, la prua e la poppa, invece fatte in vetroresina completamente allagabili. E il sistema, naturalmente il progetto strutturale era tale che si poteva sollevare il tutto anche se le 2 parti anteriore e posteriore erano piene d'acqua. Qui vedete il contenitore a pressione titanio, un cilindro di titanio con 2 cupole sempre in titanio, del peso di circa 500 kg, però con una spinta di 800 kg. All'interno di questo cilindro stagno naturalmente erano alloggiate le batterie e tutta la parte elettronica, mentre alcuni strumenti erano messi fuori e altri invece erano alloggiati all'interno. Tutto ciò che doveva essere all'asciutto, diciamo così, è stato alloggiato all'interno di quel container. Avevamo previsto un propulsore principale posto a poppa che serviva per spingere sostanzialmente, ma anche 2 propulsori laterali per le manovre di fino, nel senso che il veicolo, quando navigava normalmente spinto dal propulsore principale, cambiava la direzione e la profondità usando i timoni e la pinna, un po' come fanno i sommergibili. Però questo sistema, avendo la necessità di entrare pian pianino all'interno di un garage, doveva avere anche dei propulsori laterali per poter fare controlli di fino, come si dice, ecco.
Le batterie, questa l'ho messa perché è abbastanza simpatica come per vedere l'evoluzione. No, noi avevamo ipotizzato di usare le celle all'argento zinco, che a quel tempo erano quelle più con capacità specifica più alta, e quindi avevamo utilizzato queste, un pacco di batterie da 210 kg, quindi con una capacità di 625 Ah a 48 volt, che dava circa 140 Wh al chilo. E qui sotto ho riportato, per curiosità, giusto per capire come è evoluta la spinta dell'auto elettrica, le batterie con le capacità scritte in grassetto di wattora per chilogrammo di quelle più che si usano adesso. Per esempio le Tesla, le 4680, hanno praticamente una capacità specifica doppia rispetto a quelle all'argento zinco, che costavano infinitamente di più. Ma le Amperius hanno 3 volte tanto, sebbene siano molto costose e sono usate sostanzialmente in ambito spaziale. Ma fra pochi anni saranno disponibili quelle allo stato solido, cioè batterie che non hanno l'elettrolite a liquido ma hanno un elettrolite a solido in ceramica o in polimeri speciali. E si sta pensando a 600 Wh per litro, cioè 5 volte, 4-5 volte quelle che a quel tempo erano 20 anni fa, voglio dire, erano le batterie migliori che esistevano. Abbiamo fatto poi per le verifiche così di navigazione, abbiamo fatto diverse simulazioni usando programmi di simulazione molto raffinati per capire se effettivamente questo veicolo rispondeva in maniera adeguata alle specifiche di progetto. Questo è l'oggetto che era stato allestito. Qui stiamo nei laboratori della Tecnomare al Vega. Fra l'altro eravamo stati, dov'è Danilo Maddalena, i primi a occupare quello spazio con laboratori. E qui ho riportato i requisiti del sistema di controllo, perché diciamo questo sistema era abbastanza difficile da un punto di vista strutturale meccanico, proprio per la profondità di 1000 metri operativa che era di specifica. Ma l'altra roba fondamentale era che è un sistema completamente autonomo, cioè un oggetto che doveva navigare per 200-250 km, stare fuori 10-15 ore, gestendosi da solo, cioè senza avere nessunissima possibilità di contatto con un operatore qualsiasi. Quelli che chiamano i droni, che vengono utilizzati sia nell'ambito della guerra purtroppo, sia i remotely operated vehicle che si usano in ambito industriale subacqueo, sono teleoperati, nel senso che vengono guidati da un operatore che è in collegamento perenne e tempo reale con il veicolo sulla base di informazioni, per esempio video o altro. No, questo doveva fare tutto da solo. Cioè alla vista, come stanno peraltro facendo le navi autonome, quelle che si chiamano smart ships, di cui già esistono dei prototipi, cioè oggetti che devono gestire qualsiasi inconveniente che si trova in maniera completamente autonoma utilizzando l'intelligenza di bordo. Quindi il problema tipico, che è quello degli ostacoli sulla rotta, che non si possono conoscere in anticipo, devono essere rilevati, cioè bisogna accorgersi che ci sono, poi bisogna modellarli e bisogna trovare una strategia per evitarli e rimettersi nella rotta programmata precedentemente. E poi naturalmente deve gestire tutti i possibili malfunzionamenti interni, deve gestire per esempio il pacco batterie, cioè nel momento in cui dovesse succedere che si accorge che fra un po' le batterie non bastano più per tornare a casa, deve spegnere tutto e riprendere la via verso il suo garage seguendo la rotta più veloce, no? Oppure deve gestire in maniera intelligente il pacco strumenti di bordo, nel senso quelli, diciamo, i payload scientifici.
Ecco, tutta questa cosa vuol dire una quantità di software estremamente notevole e una quantità di sensori estremamente consistente e in generale molto costosa. Ecco, per esempio, parlando degli strumenti, come dicevo prima, questo sistema ha memorizzate dall'inizio la rotta che deve percorrere. Cosa vuol dire? Vuol dire in termini di profondità, latitudine e longitudine, punto per punto, la rotta che deve essere seguita. Ebbene, bisogna, per poterla seguire, devono esserci degli strumenti di bordo che gli dicono dov'è istante per istante. Ora, se siamo in superficie basta usare il GPS, da questi tempi la cosa diventa molto facile, no? Si usa il GPS e sulla base dell'indicazione del GPS si corregge la rotta per seguire quella che si vuole. Quando si è sott'acqua o peggio ancora sotto i ghiacci, questo non è possibile. Per cui bisogna fare come fanno i sommergibili, no? Come i sommergibili militari, cioè bisogna avere a bordo degli strumenti, tipicamente gli strumenti inerziali che sono i primi che sono indicati in questa slide, che misurano le accelerazioni, vabbè, adesso non stiamo andare troppo in dettaglio, le integrano 2 volte e trovano le coordinate geografiche istante per istante. Poi viene misurata la profondità con un profondimetro, viene misurata la distanza del ghiaccio di superficie con un altro sensore di tipo acustico e il GPS semmai viene usato solo per la navigazione in superficie, quando si può navigare in superficie e in caso di necessità. Poi ovviamente deve essere disponibile un sistema per rivelare gli ostacoli, e qui avevamo pensato a un sonar fatto, immaginate che sia come un radar, solo che invece di usare le onde radar, le onde elettromagnetiche, usa le onde acustiche, esplora il panorama davanti con appunto ruota, un po' come le antenne dei vaporetti, come le antenne radar, no, solo che usa le onde acustiche e deve rivelare se davanti a sé per tempo, in tempo, relativamente alla velocità che c'è, ci sono gli ostacoli, per esempio dei pinnacchi di ghiaccio, per esempio, che sono, oppure delle formazioni rocciose che non sono note, insomma, in partenza. Ecco, quindi una volta che si sono raccolti questi dati dai vari strumenti, c'è un pezzetto di software abbastanza delicato, abbastanza complicato, che mescola tutto, mette tutto insieme in maniera ottima si dice, e istante per istante fornisce la posizione del veicolo e il suo angolo di rotta. Sulla base di questo, sulla base della posizione vera, cioè della posizione misurata, confrontandola, quella misurata, con quella che si era prevista, si correggono, si usano i timoni per, far sì che il veicolo segua la rotta, impostata. Ecco, il problema è che quando il sonar di bordo individua sulla rotta programmata un ostacolo, lì bisogna evitarlo. Ecco, il sistema deve evitarlo. Allora, innanzitutto il sonar lo rileva come una macchia, qua ho indicato qui giusto per far capire. Poi l'ostacolo viene modellato, immaginate che venga modellato come una sfera o come un parallelepipedo, a seconda della dimensione che ha, e poi, usando varie tecniche, io ho indicato qua quella degli artificial potential fields, che era proprio quella che avevamo usato noi, il sistema di bordo calcola una nuova rotta che evita l'ostacolo e va a rimettersi dopo l'ostacolo su quella vecchia. E questo, sono alcuni risultati che avevamo ottenuto. Per curiosità, qua vi ho indicato come funziona sta storia dei artificial potential field, ma insomma non è molto importante però quello che si vede qui è che seguendo questa tecnica, che è relativamente semplice come concetto, si riescono a evitare ostacoli semplici come il primo che vedete sulla sinistra, ma ostacoli ben più complicati come quello che si vede sulla destra,
perché ricordo che un veicolo di questi francese alla prima o seconda, non mi ricordo, volta si è incastrato in un buco di questi e non è più venuto fuori. Hanno dovuto mandare giù un veicolo pilotato, diciamo, a mano per andarlo a disincagliare. Ecco, qui abbiamo, adesso non so come si fa a farlo partire, se farà così. Niente, non parte, vabbè, ma questo non ha molta importanza. Allora, una volta costruito e realizzato, siamo andati a Castelfranco, abbiamo trovato un bellissimo laghetto e dove abbiamo fatto quelle che abbiamo chiamato prove in acque protette, perché diciamo che se qualcosa non avesse funzionato da qualche parte dentro il laghetto lo avrissimo ritrovato, no? Se invece andavamo a farlo in mare, se l'avessimo perso l'avremmo perso completamente, ecco. Invece andò tutto bene, fece diversi giri immerso dentro il laghetto e poi è stato mandato in Antartide. Qua vedete le foto, io avevo anche un bel video fatto dal piano, che però vedo che per motivi che non so, perché fino a ieri andava, è stato provato appunto in Antartide. Poi cosa è successo? Allora, questo sistema, diciamo, oggi sarebbe completamente riutilizzabile. Danilo era lui, diciamo, il responsabile tecnico di questi progetti, per cui se dico qualcosa che non va, correggimi. Comunque io direi che tutta la parte navale strutturale meccanica oggi sarebbe riutilizzabile completamente, tutta. Probabilmente qualche sensore, passato qualche anno, forse non andrebbe, ma probabilmente no, probabilmente anche i sensori vanno bene. Quello che dovrebbe essere quasi sicuramente aggiornato è tutta la parte elettronica, perché gli anni se passai, 20 anni, abbiamo fatto dei progressi giganteschi e probabilmente dovrebbe essere ripensato anche il software alla luce dei nuovi metodi che ci sono per sviluppare il software. Però per il resto si potrebbe utilizzare anche oggi. Perché si è fermato il progetto? Provate a immaginarlo, come al solito, no? Cioè, quando si riducono i soldi per la ricerca, e secondo me è stato giusto fermare un progetto tecnologico piuttosto che fermare i progetti di tipo scientifico. Cioè, è stato meglio fermare un progetto come questo e fermare i ragazzi, scusatemi, i ricercatori che vanno lì e che riescono a portare a casa dati subito, no? Però secondo il mio modo di vedere adesso è un po' un peccato lasciarlo là e non riutilizzarlo. Io ho provato a spingere presso il capoprogetto dell'Enea, ma non so come andrà a finire. Comunque per quel tempo è stato uno dei progetti più avanzati che avessimo condotto in Tecnomare. E con ciò anch'io credo di aver finito. Siamo giusti, no? Dai, siamo giusti. Allora, qui ci sono tutti i relatori. Se c'è qualcuno, abbiamo rispetto alla fine prevista, c'è ancora, diciamo, qualche minuto. Se c'è qualcuno che vuole rivolgere ai relatori qualche domanda, sono qua e possono rispondere, insomma. Sì. Ma la cosa che mi preoccuperebbe più di tutto, abbiamo parlato della protezione degli occhi, e per respirare c'è un'aria così fredda che entra nei polmoni. Cosa può provocare? C'è chi negli anni precedenti ha cercato di utilizzare delle maschere protettive e dei respiratori anche fatti in casa, però si ghiacciano. Ci si mette una protezione tipo quella che usa chi va a sciare in polipropilene, oppure il girocollo a più strati e si tolgono pian pianino. Si sente il freddo all'inizio, poi ci si abitua. Rispetto alla
situazione delle nostre montagne mi sembra come un po' un ordine di grandezza peggio, diciamo, come temperatura. Quindi non so, non sono mai successi incidenti, non so, una reazione, non dico allergica, o una reazione violenta da parte dei polmoni. No, non ho mai avuto personalmente problemi in quel periodo lì. Ci possono essere problemi di congelamento, però problemi respiratori no, anche perché bisogna tenere presente che con quelle temperature virus e batteri non ci sono. Quindi se si riesce a superare l'impatto dell'aria fredda che entra attraverso le narici, dobbiamo tenere presente che le vibrisse si ghiacciano anche quelle, non è che restino belle libere, quindi si respira con la bocca, l'aria è secca perché c'è una percentuale di umidità che si aggira sul 50%, noi siamo arrivati al 19% di umidità relativa, quindi l'aria è secchissima e ci si abitua pian pianino. Non è che ci siano altri sistemi, se no uno rimane sempre all'interno della base, cosa che io ho fatto malvolentieri, perché rimanere dentro anche nel periodo del buio vuol dire rimanere limitato anche nella tua attività normale. Per carità, c'è la palestra, facevamo palestra un po' tutti, io facevo 20 minuti, mezz'ora dal lunedì al venerdì, e tanto per dire come era abituato l'organismo, facevo il tapis roulant che ho sempre odiato, lo mettevo a pendenza 12%, 6 km all'ora di velocità per 20 minuti. Quindi ci si abitua molto bene lo stesso all'altezza, ma fare i 40 gradini che dal primo piano portavano su alla mensa, dal primo all'ultimo giorno sono sempre arrivato col fiatone, sia io che gli altri. Quindi ci si abitua, ma in maniera molto relativa. Grazie. Ricordo, sì, glielo do subito. Ricordo solo per gli ingegneri dell'ordine che per avere diritto ai crediti è necessario firmare anche l'uscita, perché sennò dopo succede che magari li perdete semplicemente perché siete dimenticati. E il signore. Grazie. Volevo chiedere appunto alla dottoressa che ha parlato prima di ricerche di carotaggi relativi all'ipotesi dell'influenza degli incendi, a quali periodi si riferisce storici? Quali periodi del... Grazie. Allora, l'Olocene, stiamo parlando di 11.000 anni. Questo è il periodo dell'Olocene, che è il nostro periodo interglaciale, no? E si dice che l'uomo abbia iniziato a impattare 3.000 anni fa. Questo nel nostro caso abbiamo visto che l'agricoltura, quindi l'inizio della deforestazione, non ha impattato. Però stiamo parlando, diciamo che c'è un dibattito su quello che è l'antropocene, cioè quando l'uomo ha impattato. Ci sono anche degli studi su tipo i suoli neri, oppure un'altra ipotesi è la rivoluzione industriale, dice che l'uomo ha iniziato a impattare con la rivoluzione industriale. C'è ancora un dibattito in atto, capire esattamente quando inizia l'antropocene. E Paul Crutzen ha preso che poi è stato anche, ha preso la laurea d'onore a Ca' Foscari, tra l'altro, è stato uno dei autori che ha coniato questo nome antropocene. Non so se Marco... Vieni qua. L'idea iniziale, diciamo, l'ipotesi di Radiman... L'ipotesi di Radiman derivava dal fatto che l'ultimo periodo interglaciale, quello dove la civiltà umana si è sviluppata, è stato assolutamente particolare fin dall'inizio. Il clima è stato stabile praticamente negli ultimi 10.000 anni. In tutte le ere glaciali, i periodi glaciali interglaciali precedenti, c'era subito un innalzamento forte delle temperature, un optimum climatico e rapidamente si tornava verso temperature medie globali molto più basse, quindi con la formazione nuova di altre calotte glaciali sopra l'Europa, sopra il Nord America, eccetera.
Negli ultimi 11.000 anni, in contemporanea con poi lo sviluppo della civiltà umana, con lo sviluppo dell'agricoltura, non si sa, probabilmente è stato una correlazione, semplicemente due eventi che sono avvenuti contemporaneamente, non che uno abbia determinato l'altro. Invece di scendere le temperature sono rimaste stabili. Questo ha permesso all'uomo di espandere appunto le colture e mantenere le civiltà stabili, quindi al posto di appunto di vedere questi mutamenti repentini, invece c'è stato un periodo stabile fino a quando? Fino al 1950. O meglio, fino a adesso, dalle temperature invece di scendere, negli anni 70 alcuni scienziati dicevano siamo ormai sull'orlo, sta per arrivare l'era glaciale, perché avevano studiato il clima del passato, ma invece eravamo sull'orlo di un'esplosione, scusate, non è il termine corretto, ma un innalzamento assolutamente mai visto prima delle temperature a livello globale ovunque, e soprattutto un aumento dei gas serra, che ci riporta alle analisi delle carote di ghiaccio di Epica, che è finora il record più lungo disponibile e che stiamo tentando di espandere a 1,5 milioni di anni con Beyond Epica. Ho letto, forse 20 anni fa, mi sente? Certo. Che c'è il problema dell'acqua mancante. Lo scioglimento dei ghiacci, allo scioglimento dei ghiacci, cui l'Antartide è il maggiore contributo, non corrisponde un equivalente innalzamento dell'acqua degli oceani. Questo l'ho letto. Volevo sapere se allora, per caso li ho mostrato, era un po' una provocazione adesso, prima che è talmente una massa di ghiaccio talmente enorme, immaginiamo un intero continente, che anche se dovesse esserci una fusione dell'Antartide ci impiegherebbe migliaia di anni per avvenire. Attualmente il contributo maggiore all'innalzamento del livello marino a livello globale come media deriva sì in parte dalla fusione dei ghiacci continentali, ma dall'innalzamento delle temperature del mare, quindi perché l'acqua fredda occupa un volume che è più ridotto rispetto all'acqua calda, quindi è una percentuale minima, ma se prendiamo degli spessori, consideriamo anche solo gli strati superficiali, ma comunque parliamo di centinaia o migliaia di metri, la parte rimescolata superficiale degli oceani porta a innalzamenti nell'ordine di centimetri. E attualmente è sicuramente il contributo preponderante in questo momento. Sono andata alle Svalbard nel 2015 e ho fatto una foto di un fronte ghiacciato. Sono tornata nel 2018, cioè è impressionante vedere come il fronte sia diminuito. E questo in generale è un po' per tutto l'Artico. La calotta groenlandese è pieno di canali d'acqua addirittura sotto i ghiacciai. Le nostre Alpi si stanno sciogliendo. Venezia ha un progetto molto importante che si chiama Ice Memory, che è in collaborazione con i francesi e patrocinato anche dal Principato di Monaco, e ha il compito di prelevare le carote di ghiaccio in generale da tutto il mondo. Noi ci occupiamo principalmente della parte italiana,
prendere queste carote di ghiaccio, mandarle in Antartide, che è il nostro frigorifero a meno 80 gratis, e conservarle per il futuro. E quando sono andati sul Grand Combin si sono trovati di fronte a una situazione drammatica. La carota di ghiaccio a un certo punto sotto era completamente un mare, completamente tutto fuso, quindi una situazione, ormai era troppo tardi per prelevare quella carota. Quindi questo per dirvi che sì, i poli si stanno scegliendo, ma anche le nostre Alpi, quindi anche il terzo polo, le montagne, e anche le montagne contribuiscono, come vi dicevo prima, a quel discorso dell'albedo. Su questo progetto qui soprattutto è importante quello che diceva prima Walter, il fatto che fra 20 anni le tecniche analitiche saranno sicuramente nemmeno paragonabili a quelle che abbiamo noi oggi, come noi abbiamo delle capacità che sono molto più avanzate anche rispetto alla nostra stessa esperienza. Però fra 20 anni quei ghiacciai non esisteranno più e quindi quegli archivi non saranno più disponibili. E quindi l'idea è proprio quella di andarli a prelevare adesso e poi preservarli per le generazioni future. E tornando poi all'Artico, sicuramente l'Artico è quello più soggetto al cambiamento climatico. Le temperature sono 3-4 volte, l'aumento è 3-4 volte superiore a quello della media globale, e abbiamo avuto noi tutti esperienze nel pieno dell'inverno alle isole Svalbard. Ci sono degli eventi di pioggia che quindi portano, siamo praticamente al punto più vicino al polo nord geografico, ma gli stessi eventi di pioggia cosa fanno? Vanno a rovinarci anche gli archivi climatici, perché impattano, sono i cosiddetti rain on snow. Tra l'altro fortunatamente ho appena preso un PRIN, un progetto italiano per lo studio proprio di questi rain on snow. Sono dei nuovi eventi che vanno un po' a impattare sull'Artico, andando a creare anche delle lastre di ghiaccio che hanno implicazioni sia per le popolazioni indigene piuttosto che per gli animali che ci vivono, che non trovano più il cibo. Quindi questo è sicuramente uno degli effetti del cambiamento climatico che ha nell'Artico. Scusa, dunque intanto una domanda semplicissima, la chiedo a tutti voi, cioè oltre una certa temperatura percepisci che sta calando? Perché io ho avuto un'esperienza al massimo 29 gradi, ma voi mi parlate addirittura di quasi 90, allora, il fisico si accorge? Io fortunatamente anch'io ho avuto esperienze non così estreme, sono quelle che ho mostrato. C'era un collega dell'Enea, Schioppo, che diceva sempre, che ha fatto un altro winter over, che ha detto, vabbè, il freddo vero comincia a meno 60. Io do credito a lui, ecco, dopo... Cioè, io personalmente ho avuto un'esperienza di fare una perforazione su un ghiacciaio alle Svalbard. Là abbiamo lavorato quasi 10 ore a meno 40 e a un certo punto un mio collega mi ha visto un po' così, mi fa: mangio delle noccioline perché non ti vedo mica, quindi stavo un po' andando in down. Quindi questa è stata la mia esperienza peggiore, diciamo, con il freddo. Però insomma ci si copre bene, insomma, adesso questo è stato il mio massimo, meno 40, meno 45, dopo non so, il dottore che... No, ci si accorge perché noi eravamo dotati di due tipi di abbigliamento, l'abbigliamento estivo e l'abbigliamento invernale. L'abbigliamento invernale alla fine consisteva in circa 10 kg di abbigliamento tecnico, meno della metà quello estivo. Cambiava la temperatura anche se rimaneva a meno 40, però sentivi la differenza e la necessità di avere degli abiti, tra virgolette, più leggeri. Il fatto che ha detto dottoressa è vero, perché si consuma molto di più. Si calcola circa 4-5 mila
calorie al giorno contro le 2000 normali, quindi c'è un consumo energetico notevole anche senza far nulla. Altro problema, cioè io so che non è tanto l'innalzamento del livello del mare quanto la differenza di salinità che adesso si va determinando. Ecco, io so che, studiando il baccalà proprio, quanto alle pietre, io so che la corrente del Golfo comincia e 20 anni fa si è fermata per qualche giorno. È la salinità, e questo sono dei cambiamenti enormi. Allora, il cambio di salinità è giusto, infatti è uno dei parametri che vengono misurati anche in Antartide e in Artico, dove si creano le acque profonde che poi ripartono per alimentare la circolazione termoalina, che è questo nastro trasportatore che regola le nostre calorie e le nostre frigorie. Ecco, nel momento in cui io vado a fare uno scioglimento del ghiaccio, il ghiaccio è dolce, quindi mi va a alterare la salinità e quindi mi va a rallentare questa circolazione, questo nastro trasportatore. Ed è questo il motivo, quindi sicuramente la salinità è dovuto al fatto che c'è un maggiore scioglimento dei ghiacci. È tutto una purtroppo tutto sono interconnessi le cose e vengono chiamati feedback climatici, queste cose che possono essere positivi o anche negativi, cioè io vado a fare un'azione, questa azione mi può creare a sua volta un effetto in positivo o addirittura in negativo, quindi può essere un feedback positivo o un feedback negativo. Sicuramente lo scioglimento dei ghiacci mi va a implementare la salinità, che a sua volta mi implementa mi va a modificare la circolazione termolinea e quindi mi va a modificare come vengono distribuite le calorie all'interno del nostro pianeta. Quindi ecco, è tutto connesso. Purtroppo c'è una cosa, sì, esatto, fino al Polo Nord. Quindi capite che siamo tutti un unico mondo, insomma. Grazie.